Buongiorno, buongiorno, un'altra settimana, iniziamo una settimana molto importante, è una settimana dove capiremo dove sta l'inghippo su questa protesta molto importante per noi, che sono la protesta dei trattori, questi agricoltori che non riescono a venirne fuori con questi prezzi esagerati per qualcuno e pochissimo per loro. Quelli che lavorano, io dico sempre, non prendono niente, quelli che non fanno niente ciappano una montagna di skei, perché in Italia funziona così, non c'è niente da dire. Allora ringrazio questo ospite che da Rovigo, Riccardo Piovan, agricoltore naturalmente, non a caso avevo promesso. Piovan, buongiorno, grazie di essere qui. Anche buongiorno agli ascoltatori che hanno chiamato, i miei telespettatori, che avrei parlato anche di questo, perché ci sono anche diversi agricoltori che seguono il programma. Allora vorrei parlare anche con lei di questa incredibile situazione che si è verificata. Abbiamo già vissuto le quote latte, dove molti hanno dovuto ricredere e reinventarsi altri lavori. Sappiamo com'è finita, ma la storia non insegna niente. Cosa ci racconta Piovan, ma soprattutto cosa ne pensa di questa alzata di scudi nel vero senso della parola, i piccoli che si ribellano contro i forti perché non si riscontrano. Ecco, io ho un'intervista di Graziano Bigarella, imprenditore agricolo vicentino, che dice: i nostri sindacati fanno i commercialisti e più burocrazia c'è, più riescono a lavorare. Prego Piovan, cosa mi dice? Dottoressa, buongiorno a tutti, anche i telespettatori, grazie dell'invito. È un'occasione questa anche proprio per continuare, anche, diciamo indirettamente, la protesta.
vogliamo proprio informare i cittadini della situazione gravissima che le nostre aziende stanno affrontando. Io la mia azienda ce l'ho in Polesine, che è diversa un po' dalle altre province venete, perché il reddito qui è ancora più basso secondo me, perché voi avete delle eccellenze in giro per il Veneto, nelle altre province importanti, vini, frutticoltura importanti. Quindi da noi il problema si sente e, come ha visto 2 settimane fa, i nostri agricoltori, nonostante le associazioni li abbiano invitati a stare a casa, si sono portati a manifestare nella città di Rovigo. La cosa bella di questo è proprio la solidarietà che abbiamo trovato tra i cittadini, nonostante abbiamo bloccato la città. Ci aspettavamo pochi trattori sinceramente, perché, ripeto, le associazioni non ci hanno appoggiato. In realtà c'erano più di 600 trattori, più di 1000 persone, agricoltori, famiglie che sono intervenute. Il problema è proprio questo, è la redditività. Non possiamo continuare ad andare avanti, sfamare i nostri figli, le nostre famiglie, non avendo reddito. Qualsiasi attività chiuderebbe. Noi tentiamo di salvare, anche perché i nostri terreni, le nostre aziende ce le hanno tramandate i nostri genitori dopo tanti anni di sacrifici. E molti che non capiscono ancora che siamo custodi del territorio. Abbiamo l'obbligo di mantenere i nostri paesaggi, i nostri terreni, le nostre tradizioni. Produciamo eccellenze che servono poi per la grande industria italiana, che è il turismo. Quindi abbiamo un compito, un obbligo, un dovere importante, però dobbiamo essere sostenuti in minimo dai prezzi. Ci sono i prezzi, come lei ha detto bene, che non ci sopportano, vendiamo sotto costo, e siccome abbiamo le derrate alimentari che hanno le scadenze, siamo costretti quasi a regalarli. Questa è una cosa negativissima. Ho conosciuto un amico agricoltore nel Bolognese che quest'anno ha aperto i portoni dell'azienda e ha invitato la sua cittadinanza, i cittadini del suo paese, ad andarsi a raccogliere la frutta. Dice, invece di regalarla all'industria, alla grande distribuzione, la regalo ai miei concittadini. Ecco, questa è l'atmosfera che stiamo affrontando. Poi, se vuole, andiamo nei termini più precisi. Allora, Piovan, la ringrazio per queste parole, anche perché parla con una persona, la sottoscritta, che in tempi non sospetti sono stata proprio buttata fuori dall'associazione di categoria, perché avevo il coraggio di dire che non mi ritrovavo con queste importanti per loro associazioni di categoria, che si trovavano loro a parlare dei problemi che avevamo noi, ma non si arrivava a niente. Ecco, perché ho avuto il coraggio di fare questo e di dire quello che pensavo, e soprattutto cercare di fare rete anche con i commercianti, con gli artigiani, perché una volta capita a uno, ma la prossima volta può capitare all'altro, la squadra è molto importante. Ecco, mi hanno bandito, proprio buttata fuori, nel senso vero della parola, perciò capisce bene che so di cosa parlo. Ma la storia non insegna e si sta avverando anche con voi agricoltori. Ecco, ringrazio anche Gualtiero Bisiol, pensionato, ex imprenditore agricolo e allevatore, perciò uno che sa di cosa parleremo questa mattina, vero Bisiol? Ma soprattutto io dico una cosa, lei ha detto voi avete le eccellenze nel vostro territorio, certo che abbiamo le eccellenze, abbiamo il prosecco, abbiamo il radicchio di Treviso e altro, ma queste due la fanno da padrone. Ma io dico sempre che non è che possiamo mangiare anche le foglie delle viti, perché fra poco mangeremo anche, se parla solo di queo, cioè mangeremo e beremo vino con le foglie, con tutto, e radicchio, perché questa è la verità, mentre abbiamo delle eccellenze che non sono riconosciute, perché sono piccole. Ad esempio sto parlando del radicchio di Maserà, che non è una cosa eccezionale, buonissima, ma non è riuscito a inserirsi, parlo a Region Veduta perché io ho intervistato, sono andata di persona, perché era piccola la quantità e perciò la grande distribuzione non la teneva in considerazione. Però adesso vediamo del radicchio del Friuli che viene pagato 20 euro al chilo 20 euro, perciò pensate voi cosa vuol dire, proprio costi incredibili. Allora, non so se ha sentito quello che ha detto Piovan, appunto, sì, che bisogna assolutamente continuare a fare questa protesta perché i conti non tornano. Chi lavora non prende niente e chi che lavora non c'ha niente, ma se su tutte le categorie purtroppo, o quasi. Ma in agricoltura, in tanti settori purtroppo è così, è un'esperienza che purtroppo ho vissuto anch'io.
Io ho 81 anni, adesso sono in pensione e ringrazio il Signore per la salute che mi dà. Però devo dire che la mia vita è stata di agricoltore e di allevatore. Producevo galline uova da consumo con le galline ovaiole e ho visto e vedo anche tuttora che io dico sempre che l'agricoltore purtroppo lavora a mezzadria. Perché? Perché una piccola parte le viene riconosciuta del frutto del prodotto che lui produce. L'altra parte lavora per enti, per commercianti, per supermercati che definiscono loro il prezzo e quindi deve sottostare, perché altrimenti, soprattutto nel mio caso, le uova non è come il vino, si può stagionare magari, però bisogna venderle e quindi accettare il prezzo che ti dà il commerciante, che ti dà il supermercato, che ti dà, e lo devi per forza accettare. E succede che poi la differenza del prezzo che tu, del tuo ricavo, non ti copri i costi, ci rimetti e nessuno ti guarda perché pochi si interessano, ed è bene che sia fatta anche la protesta che stanno facendo i trattoristi cosiddetti ribelli, ma dovevano ribellarsi prima probabilmente. Non sono ribelli, sono quelli che è giusto che tutelino il loro interesse e la loro dignità di lavoratori, di produttori. E questo io mi sento di dire perché, ripeto, i margini grandi, i commercianti guadagnano, i supermercati, i rivenditori, eccetera, come è giusto che sia, ma guadagnano esageratamente, secondo me. Bisognerebbe che riducessero un po' i loro margini a servizio, diciamo, di chi produce quel prodotto, che se poi, come nel mio caso che ho dovuto chiudere, perché racconto un po' la mia esperienza in 2 parole, io ho cominciato a produrre, allevare nel lontano 1960, quando mancavano le uova, perché prima c'erano le uova di campagna dei contadini, eccetera. Poi quando i contadini e gli agricoltori hanno abbandonato i terreni perché non ci stavano più o meno per gli stessi motivi che stiamo vivendo adesso, ho incominciato a produrre, a allevare, e un po' di esperienza l'ho fatta, però mi scontravo sempre con quelli enti e commercianti, eccetera, che ho detto prima, che mi avvilivano a vedere un prodotto che io cercavo di produrre bene, con buon guscio, con un buon mangime. L'uovo viene dal becco, si dice, no? Quindi bisogna alimentare bene l'animale perché duri nel tempo, che produca qualità e anche quantità nel tempo, mantenerlo sano. Si dice spesso che gli agricoltori, gli allevatori sono i primi inquinatori. Non è vero, forse sono i primi che rispettano l'ambiente, rispettano gli animali che allevano, perché sono la fonte del loro reddito, della loro esistenza, diciamo, e quindi sono i primi a rispettano il terreno che lavorano, perché anche il terreno va servito secondo le sue esigenze, diciamo così, va curato, rispettando, sì, va lavorato rispettando la stagionalità, le caratteristiche del terreno, perché se si sbaglia qualcosa poi si paga nei lavori successivi, nelle semine successive, nella stagione successiva. Quindi sono i primi a rispettare l'ambiente, a rispettare gli animali, a rispettare anche i vicini, eccetera. Sentiamo cosa ne pensa, perché devo correre perché il tempo è tiranno, però ce la faremo a dire un po' tutte. Per concludere vorrei dire che è bene che sia trattato questo tema di questo settore e che deve anche essere molto più discusso. Allora, adesso io leggo quello che l'intervista che hanno fatto a Graziano Bigarella, non l'ultimo degli imprenditori, un imprenditore
che vende i loro prodotti a ditte multinazionali quasi, e questo è quello che lui dice. Vorrei che anche voi diceste se siete d'accordo o meno su quello che dice Graziano Bigarella. Allora, hanno tolto i dazi all'Ucraina e questo ha fatto impazzire i prezzi del grano in tutta Europa. La protesta: non è accettabile che il prezzo lo faccia la grande distribuzione. La produzione bio è una presa in giro, visto che è l'azienda a dover pagare l'ente certificatore. Allora iniziamo, Piovan, come commenta le parole di Bigarella? Ha messo molto bene in questo caso. La cosa è proprio la realtà, la concorrenza sleale che c'è sul nostro mercato. Noi produciamo, come diceva l'agricoltore lì con lei, l'allevatore, benissimo. Siamo costretti a cedere questi prodotti a qualsiasi prezzo, anche perché sono deperibili. Tante volte i nostri prodotti rimangono nei magazzini e vengono sostituiti con prodotti che vengono dall'estero, probabilmente a sottoprezzo, probabilmente perché non devono stare sulla sostenibilità pretesa dall'Europa, e quindi ci arrivano grani dal Canada, ci arrivano adesso in questo momento grani dall'Ucraina. Io ho un esempio vicino alla mia azienda, uno scalo ferroviario piccolissimo dove ogni settimana arrivano 2 treni con circa 16.000 quintali ognuno, 32.000 quintali di grano che poi viene distribuito alle aziende agroalimentari qui vicino a noi in Polesine. Ecco, questo destabilizza sicuramente il mercato. E poi, ripeto, noi portiamo avanti le nostre aziende in maniera sostenibile, perché ormai c'è dovuto dalla comunità europea, e questi prodotti non sono né certificati, non hanno alcuna etichetta e vengono tranquillamente consumati e arrivano sui nostri mercati, sulle nostre tavole. Un esempio molto importante è il grano canadese, se ne parla molto. È un grano che anche l'industria richiede perché è ricco di proteine, di glutini, dovuto al fatto che matura lentamente e poi per essere raccolto deve essere trattato con il glifosate. Questo glifosate, questo diserbo, rimane nella spiga e direttamente poi arriva, non si degrada, direttamente arriva sulla nostra pasta, sulle nostre tavole. Leggevo uno studio recentemente che nelle nostre urine si trovano particelle di molecole di glifosato. Ecco, questo è il senso. Poi è intervenuta la guerra, qui si apre un tema molto delicato, e la cosa brutta è che noi forniamo armi e loro ci danno il grano. È un granaio enorme, l'Ucraina è grande come l'Europa, 34 milioni di ettari, pensate l'Italia ne fa 16 milioni di ettari coltivabili, loro ne hanno 34 milioni, e ci invade con un grano che arriva nei porti di Ravenna, ad esempio, con delle navi, mi dicono che ci sono le file di navi per scaricare questo grano, grano che poi in passato andava in Africa, veniva tramite la FAO, veniva comprato e ceduto all'Africa, adesso hanno la strada molto più corta e invade i nostri mercati. Concorrenza realissima che ci penalizza non solo noi, vedo che anche gli spagnoli si stanno lamentando, i francesi che sono grandi produttori di grano, quindi la protesta è una protesta comune. La cosa proprio che è incredibile è che tutta l'Europa a un certo punto si è svegliata, non si sente più rappresentata dalle istituzioni, protetta dalle istituzioni, anzi le istituzioni ci chiedono risposte, noi gli cerchiamo di dargli le risposte portando avanti questa famosa sostenibilità, questo New Green Deal, che è questo tema, questo contratto importante che ci richiedono. In realtà poi ripeto, non abbiamo risposte dai mercati, quindi le nostre aziende sono in fortissima difficoltà. Molto chiaro Piovani, ha fatto bene. Io spero che anche con questa trasmissione riusciamo a capire l'impegno di questi uomini, di queste famiglie, che veramente loro hanno le idee chiare su quello che si dovrebbe fare e quello che dovrebbero avere. Ma abbiamo questa filiera, io ne parlo da anni, lo dico sia a Bisiol che a Piovan, che la trovo lunga, esagerata, però proprio per questo motivo la lasciano così, perché alla fine deve vincere l'ultimo, non deve vincere il primo. Se la tagliano capite bene che si arriva prima al primo, se invece la lasciano bella lunga
si fa fatica perché ognuno passa il cerino e alla fine ti ritrovi col cerino in mano, tu che lavori, che produci e che dici adesso questa cosa, ecco, capite che bisogna che a casa capiate bene l'importanza di questa mattinata con questi ospiti, perché come hanno detto questi allevatori e piccoli coltivatori, perché sono i piccoli che stanno protestando, ricordatevi, se non lavoriamo più noi cosa mangerete? No, che ce lo spieghino i grandi, i grossi, quelli che sanno tutto, che hanno gli assi in tasca. Ecco, io ho ricevuto delle telefonate anche in merito di Campagna Amica, lo dico, che non sono veramente positive. Ecco, c'è qualcuno che comincia a dire qua i conti non mi torna, come sia sta storia, e telefonano, hanno il coraggio di telefonare. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Non so se Bisol sia quel Bisol che c'era a Venezia negli anni 60, che aveva i botteghe, chi vendeva poi Govi, a Rialto. Sì, è lui. È lui. Io e i miei cugini, sì. È una guarda perché mi quei barchi che portavo roba dal tronchetto. Caro Bisol, intanto buongiorno. E dopo da dirle, queste le persone che avete da intervistare, perché questi signori qua, vi conta la verità, è assoggiata su SOP, sul suo lavoro, perché quello che ha fatto questo signore di qua, Bisol, non aveva neanche la minima idea del cosa che aveva portato roba a Rialto, delle botteghe che aveva, ed era finiva la guerra agli anni 60, non avevamo niente, anche questo signore del Poesine. E ora ti conta la verità, basta che ti vadi sul viso, gente che si era rotto la vita e giustamente i supermercati, i servitori, i ladri, quelli che fanno vengo tutto, quando si fa le aste della roba, prima che la venga su, gli fa 3 mesi prima e combina un prezzo, quando chi gli ha da dare, i che non avevano più bisogno, i che ne danno altro, in modo semplice, e fa calare i prezzi come che volevo dire. I signori che era in magazzino e a merce, bisogna che gli dà a quello che dà, che a compra, che c'è il supermercato, la roba non sbagliava, ancora di più. È evidente che bisogna dire, guarda, e i politici, invece di andare in ferie in Costa Azzurra, a Napoli, dove si vuole, che vanno 10 giorni sui campi a vedere cosa che fa, che capito Mirella, e si renderia conto. E dopo ti dico, Treviso, non che era solo che era Dicio, prima era Dicio che era i persi di Mogliano, che era i lamperini. Dai Rinaldo che devo andare avanti, se no non ce la faccio. Treviso. Da Mogliano c'erano tanti coltivatori che venivano a Rialto. La storia è so. Cara Mirella, ciao, caro Bisol, governatore del Tago, caro del Tegisto. Ciao Mirella. Allora, grazie al nostro Rinaldo, come avete sentito, però io vorrei che questa mattina ci fosse anche Graziano Bigarella, anche se non è presente, ma ho l'intervista che è stata fatta ed è molto importante anche confrontare con voi quello che dice, perché stiamo parlando di un potente, di uno molto grosso, stiamo parlando di aziende veramente che ha 500.000 dei terreni incredibili, e lui dice: però la sua azienda resiste e continua a macinare utili. Certo, la mia sì, ma un'azienda con 50-60 ettari non va tanto distante. Io ho circa 500.000 euro fermi in conto, servono per ammortizzare i saliscendi del mercato. Quindi se il prezzo del riso va a picco, io posso permettermi di tenerlo in magazzino, aspettando tempi migliori, quello che diceva Rinaldo. Chi non dispone di fondi simili deve affidarsi alle banche e nel mondo dell'agricoltura, quando arrivi questo, sei morto. Bisol? Guardi, è proprio così. Ritornando ringrazio Rinaldo da Venezia, io mi ricordo che portavo le uova a Venezia assieme ai miei cugini portavano più pollame che non uova, e anche lì un tempo andavano bene, adesso per via dei supermercati e di altre concorrenze è un po' ridotta e avevano tanti negozi, adesso ne hanno 2 o 3 soltanto. Devo dire che la prima volta, qua
le prime volte che andavo a Venezia, appunto anni 60, io sono nato a Zenzon di Piave e la gente che mi chiamava, i clienti che sono riuscito ad avere, da dove sei, eccetera, sono da Zenzon di Piave. Ah, Zenzon, dove che il vin le bon? Perché? Perché, faccio questo esempio, perché una volta i veneziani, i buranei, venivano su quei barche a Zenzon, che è lungo il Piave, a comprare i vini, ma lo pagavano il prezzo giusto. Non è come adesso, venivano a prenderlo e gli agricoltori, i viticoltori, diciamo, prendevano quello che gli costava e anche quel giusto rimborso di prezzo che serviva per sbarcare il lunario, come si dice. E non era così, non erano sfruttati. C'era il rispetto del lavoro, esatto, degli agricoltori e del prodotto. E pagato al prezzo giusto, questo è molto importante. Vladimiro da Rovigo. Non è più. Vai Vladimiro. Sì, ciao Claudia, scusa se chiamo anche oggi, ma sono un po' basta sei breve perché dobbiamo andare siamo avanti, tutti un prego. po' agricoltori, diciamo. Ecco, allora vado velocissimo. Primo, giustamente, infatti, queste persone che protestano, tutte piccole e medie aziende, e come che è in Italia, come che è anche nell'industria, anche nel commercio, cioè in Italia l'economia privata è basata sui piccoli e i medi imprenditori, con una differenza però che i piccoli e medi aziende dell'agricoltura non può vivere troppo sulla concorrenza rispetto all'estero, perché in campagna arriva a un certo punto, per dire povere, è terra, cioè non si può modificare. Quindi gli agricoltori, a differenza della piccola industria, è limitata dalla loro essenza, cioè non può andare troppo avanti fidandosi nella concorrenza. E dopo, attenzione, una delle poche cose fatte bene in Italia nel passato è stata la lotta al latifondo, che ha creato esattamente questi piccoli e medi proprietari. Attenzione che se sti qua sparisce, si ritorna al latifondo, ma non un latifondo italiano, un latifondo estero, e qua l'Europa deve avere molta importanza. Gli agricoltori vivono direttamente alla crisi climatica. Quando che c'è poca acqua che ne può annaffiare i campi, poi avremo anche il cuneo salino che ormai risale di decine di chilometri, oppure quando c'è troppa acqua capita quello che capita in Romagna. Quindi, come dire, loro si interessano in prima persona ad affrontare il cambiamento climatico. Due cose velocissime. La prima è questa qua, che diciamo che l'agricoltore, come dire, lui, per quello che mi consente, loro gli chiede di poter vivere del loro lavoro e non dei sussidi. Cioè è importante che l'Italia e anche l'Europa aiuti queste aziende a vivere del loro lavoro. È sbagliato puntare sui sussidi, perché i sussidi vuol dire non lavoro e porta alla morte di queste aziende. Loro invece deve essere aiutati ad avere l'occasione di lavorare e di vivere dei loro soldi. E qua in particolare importante, secondo me, certo che è importantissimo andare a agire sulla filiera, cioè da produttore all'ultimo venditore, ma questo aspetto qua è un aspetto distinto che volendo ha anche poco a che fare col discorso di come aiutare gli agricoltori a lavorare nei campi. Cioè, come dire, l'agricoltore deve lavorare bene o male a prescindere da quanto che dopo ha il costo finale. Questo è un discorso diverso che riguarda il governo, riguarda altre funzioni pubbliche, che non va però a incidere o a creare le possibilità di lavorare meglio nei campi, che questo ha molto a che fare anche con la scienza e tecnologia, che deve essere aiutata sempre dall'Italia e dall'Europa per dare agli agricoltori la possibilità di lavorare ancora meglio e con prodotti migliori da poter vendere. Grazie Vladimiro, molto chiaro, se no non riesco ad andare avanti. Per me sono due cose completamente diverse. Quello che preoccupa è la filiera, questa filiera che non si accorcia mai. Poi tu puoi avere la più grande tecnologia, ma se la filiera non si accorcia non ce n'è per nessuno. Allora andiamo avanti con queste interviste, perché siamo in 3 questa mattina. Dunque si chiede all'imprenditore Bigarella: dunque, d'accordo con la protesta dei suoi colleghi con i trattori, non è accettabile che un chilo di pane costi 5 o 6 euro e che del nostro grano prendiamo massimo 22 euro al quintale.
Se fossimo davvero per il Made in Italy dovremmo usare solo grano duro italiano, invece lo importiamo dalla Francia. Costa meno il grano francese? Sì, perché lì c'è molta meno burocrazia. In Italia abbiamo 10 sindacati agricoli. E dove sta il problema? I sindacati dovrebbero fare i sindacati e invece sono diventati uffici commercialistici e più burocrazia c'è, più lavorano. Io vado alla Coldiretti almeno una volta alla settimana. Oggi non ti puoi nemmeno assicurare se non sei iscritto a questa associazione. Cosa pensano i vostri sindacati del movimento dei trattori? Detestano questi movimenti spontanei. Allora Piovan, come commenta le parole di Bigarella? Mi sembra che stia con i piccoli, mi sembra che abbia le idee chiare su quello che è il lavoro, il costo e quello che poi si riesce ad avere. E dopo rispondiamo anche a Vladimiro. Prego Piovan. Io spesso dico che spendo più tempo negli uffici per le pratiche, per la burocrazia che nella mia azienda. Siamo tutto il giorno a compilare moduli, a spiegare. In questi giorni ho un controllo di filiera, le spiego. Nel 2017 i grani duri, per essere valorizzati dalla filiera, ci hanno chiesto la sostenibilità, quindi un sistema di concimazioni e di fitofarmaci particolari. Abbiamo aderito sperando a dei contributi da parte della Comunità Europea, dello Stato e dell'azienda. Non abbiamo mai ricevuto un euro su questa filiera che stiamo portando avanti da 7 anni e 10 giorni fa l'AGEL, il controllo statale, mi chiede tutta la burocrazia, tutte le carte, gli incartamenti da 7 anni a questa parte indietro. Quindi è 10 giorni che io sto cercando di fare fotocopie, cercare i contratti, le fatture di acquisto, le certificazioni. Questo è un po' l'esempio, ma questo è l'esempio di oggi, ma durante tutto l'anno abbiamo queste cose qui. E l'Italia, l'Europa vive di burocrazia, lo sapete. Un altro esempio è proprio nel Veneto, all'inizio degli anni 2000 avevamo gli ispettorati, in tutto il Veneto avevamo circa 80 dipendenti che controllavano tutte le nostre aziende. Adesso con Avepa, che è l'ente pagatore e controllore della PAC e dei piani di sviluppo rurale, siamo a 475 dipendenti circa. Questi dipendenti devono lavorare, devono dare anche loro frutto a chi li paga, allo Stato, e quindi ci vengono a trovare spesso, noi li accogliamo, anzi ormai abbiamo un rapporto quasi diretto. Aprite le finestre, primavera, entrate. Piovan, sentiamo anche Ilvo da Vicenza, perché è giusto sentire anche i telespettatori. È caduta la linea, mi dispiace, diteglielo di testare in linea, sennò mi cade la linea. Allora richiamiamo e vediamo cosa dice lei. A questo proposito vorrei dire 2 cose. Uno Stato che trascura l'agricoltura non ha futuro, perché l'agricoltura è la base di tutti i prodotti del nostro cibo, eccetera. Quindi vorrei dire che andrebbe sensibilizzato di più la parte politica e la parte dirigente. Vorrei portare un esempio di quello che ho vissuto anch'io. Da quando è caduto il muro di Berlino, che sono entrati i paesi dell'Est in Europa, c'è stata fatta una politica europea che di principio andava anche bene. Cioè, cosa è stato fatto? Tutti gli stati europei, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, eccetera, allora c'era anche il Regno Unito, hanno versato dei soldi alla Comunità Europea per aiutare i paesi dell'Est. Cosa è successo? Che comandava in Europa, allora c'era la bella donna, diciamo, Merkel. Angela Merkel. E lì cosa è successo? È successo sì, bisogna aiutare l'agricoltura e gli agricoltori perché sono stati sfruttati dal comunismo, dalla Russia, eccetera, eccetera, bisogna dare trattori, eccetera, però i trattori diamo quelli nostri tedeschi sono i migliori del mondo. Le attrezzature per produrre latte, stalle, eccetera, i nostri infatti sono i migliori. Le cagliate le hanno loro e noi andiamo a prendere là per fare i formaggi. Fermo perché c'è Ilvo, fermo perché sennò cade la linea, poi continuiamo. Prego. Ci mancherebbe. Ilvo? Sì,
Eccolo qua, vai Ilvo, ciao. Grazie. Niente, io voglio dire ai signori agricoltori, esulu un po' dall'argomento, di andare direttamente in Parlamento a Roma con un carro di letame, perché in Italia stiamo vivendo, no signora, la verità, io ho 73 anni, stiamo vivendo una situazione indecente. C'è gente che può permettersi 30 euro per la pizza e chi non ha neanche 3 euro per prendersi un pezzo di pane. Scusa Ilvo, ho capito bene, hai 93 anni. Ilvo, hai 93 anni? Politici. Hai 93 anni? No, 73. No, volevo mandare a posto, ho capito veramente, ma 73 anni e sai come stanno le cose? Esattamente, ma soprattutto perché non è più possibile andare avanti così. Uno si ritrova una bolletta, viviamo costantemente nel terrore. Abbiamo ricevuto bollette, non si sa neanche perché, 100 euro di più da un anno all'altro e il gas e i minimi storici. Cioè noi non abbiamo un governo, questo paese è fallito in 10 anni di sinistra. Io sono apolitico, però viviamo in un paese che è fallito, non ha regole definite e l'altro giorno abbiamo visto 100.000 euro di sedie e di cattedre in cima a un istituto. Grazie Ilvo, molto chiaro, devo andare avanti, ma ti sei spiegato bene. Allora prego Bisogno che stava terminando, per prego. finire il discorso di prima, cosa è successo? Che quando poi la Germania ha fatto progresso, quindi lavoro, ricchezza e tutto quello che ne consegue. Qua invece la Fiat non ha consegnato un trattore, chi produceva capannoni, attrezzature zero assolute, anche se posso dire che sono forse migliori anche di quelle tedesche. E avete sentito? Loro fatturato, benessere, marco forte, eccetera. E qui disoccupazione, scarso lavoro e crisi. Poi quando, ancora due parole, poi quando nel 2005 così che la Polonia, la Romania, Bulgaria hanno incominciato a produrre, no? Cosa ha fatto la Merkel? Ha comprato le uova, comprava le uova da loro, che lì costavano poco, 60-65 centesimi a chilo, e qui a produrle con la certificazione del benessere animale, del mangime, dell'aria, dell'acqua, eccetera, costavano €1,50 e quindi lavoravamo in rimessa. Io avevo fatto un'azienda con 2 miei figli che, essendo under 40, avevo un'azienda anche che produceva bene, funzionava e andava bene, e perché continuassero loro, perché io ormai sono andato in pensione, quello che ho fatto, esatto. E quindi cos'è successo? Che passa un anno e ci rimetti, passa un anno e ci rimette, 2, 3, e i miei figli si sono stancati perché siamo andati avanti 4-5 anni sempre rimettendo, abbiamo fatto un sacco di debiti. Chiuso tutto. E chiuso, sono andato poi dentro anche su 3 fallimenti perché tutto l'ambiente nostro degli ovicoli, così diciamo, era in crisi e quindi ho dovuto chiudere. Non pagavano e perciò automaticamente... I pochi che si sono salvati, che avevano finanze alle spalle diciamo, hanno resistito. E i piccoli sono crollati tutti. Abbiamo adesso la pubblicità. Quando vedi una manifestazione del genere vuol dire che c'è da preoccuparsi,
Queste sono aziende che si sono indebitate fino all'osso pur di mantenere alta la ruralità delle nostre campagne. Sembravano 200, poi sono diventati 300. Alla fine il passaparola ha portato sulle strade di Rovigo quasi 600 trattori. Non sono arrivati solo dal Polesine, ma anche da tutto il Veneto e oltre, dall'Emilia al Friuli. Nessuna bandiera di associazioni, la manifestazione è partita dal basso, direttamente dagli imprenditori. Hanno rallentato il traffico attorno a Rovigo, senza bloccarlo come da accordi con la questura. Hanno riempito di trattori Corso del Popolo, il centro storico, ricevendo la solidarietà dei cittadini che hanno portato caffè e panini agli agricoltori senza lamentarsi per il traffico in tilt. Una manifestazione regionale che è diventata tra le più grandi d'Italia, con la promessa che gli imprenditori non si fermeranno. Non ci fermiamo finché non otteniamo quello che vogliamo. Domani credo ci sia una manifestazione a Roma, se ci lasciano entrare, perché a Roma è un po' difficile, però un po' tutta Europa. Si sta muovendo un po' tutta Europa, quindi finché non ci sarà un segnale forte continuiamo. Non so dove ci fermiamo, probabilmente andremo a Roma, perché se il palazzo più alto è a Roma, andremo a Roma a far capire le nostre istanze quali sono. Non ci fermiamo di sicuro, anche perché se ci fermiamo noi siamo finiti, finché non abbiamo qualche risposta. La preoccupazione per il futuro è palpabile. Il Polesine è sinonimo di agricoltura, ma stavolta l'incertezza rischia di vedere centinaia di aziende chiudere per sempre. Arriva anche a Mestre la protesta dei trattori contro le politiche europee e nazionali, dicono che stanno facendo morire le piccole e medie imprese. Una quarantina di trattori con oltre un centinaio di agricoltori provenienti da tutto il Veneto si sono dati appuntamento intorno alle 13 al piazzale di Forte Marghera dopo aver attraversato tutta Mestre nella duplice direzione dalla Romea alla Triestina. La protesta sulla scia di Francia e Germania contro le politiche green dell'Unione Europea. Questa Europa sta distruggendo il mondo, lo distrugge lei, lo sta distruggendo lei. Vogliono il latte sintetico, vogliono la carne sintetica, vogliono le verdure sintetiche per un solo loro scopo, il business di qualcuno a discapito di tutta l'agricoltura. Nel nostro Veneto intanto sta accadendo che purtroppo ci sono parecchie richieste da parte di terzi di comprare o di dare in locazione in affitto gli appezzamenti di terreno degli nostri agricoltori. La finalità: trasformare in una distesa di pannelli fotovoltaici ciò che ora è terreno agricolo. Lungo le risaie di Caorle, in più anche oltre nella nostra zona, anche nel Vercellese, vogliono proprio fare questo tipo di scambio. Non ci vediamo un futuro davanti. Il gasolio sta aumentando giorno per giorno, alimentare il bestiame aumenta giorno per giorno, produrre cereali è diventato improponibile. Abbiamo troppe spese rispetto ai guadagni che abbiamo, non riusciamo più a vivere così. Protesta proseguita poi a piedi lungo Venezia. Abbiamo in linea Piero da Zero che fa rima. Ciao Piero. Ciao Mirella, buongiorno a te e a Bisiol. Sono anch'io un ex allenatore, beh, mi importa, di Galline e Vaiole. Però una cosa, qua in Italia non potremo mai fare. Mi ha fatto vedere ieri altro tempo fa alla televisione, in America una stalla con vacche da latte libera, 14.000 vacche da mungere. E qua che sei stato che nota che ne ha una o due e viveva. Adesso che ne ha 50 e muore a fame. Qua, dopo un'altra roba, che sei ministri, sempre sei 4-5 ministri che sei. Adesso sei sto qua, Lollobrigida, che c'era centinaio, era tutti di Lega. E c'è anche pronto a cosa? Pronto contro euro. Bisogna tagliare via, tesoro alto, e per aumentare il reddito, non bisogna dare anche basso, bisogna tagliare tesoro e via. Una volta con 5-10 campi di terra, 4 vacche sai, mantenere una famiglia. Adesso muore la fame. Beh, arrivederci, grazie, buongiorno. Ciao Piero, grazie della chiamata. Avete sentito anche le riflessioni che fanno a casa. Cosa ne pensa
Piovan, ecco, ha sentito, ecco, il popolo, le persone, i cittadini sono coi trattori, avete sentito, portano i cittadini, perché noi siamo persone del buon senso, siamo quelli che lavora, che paga le tasse, chi capisce quando che un sciopero sia giusto, una protesta sia giusta, e non impedimmo di farla, perché sappiamo chi ha ragione. Prego Piovan. Ero anch'io alla protesta di Rovigo e mi sono reso conto della solidarietà da parte di tutti i cittadini. Probabilmente la crisi sta coinvolgendo non solo noi agricoltori, ma soprattutto le famiglie, le piccole famiglie che hanno difficoltà, anche perché i prezzi poi sono altissimi nella distribuzione. Se uno va a fare la spesa nel carrello si trova a spendere 150 euro, il carrello è ancora vuoto, ve ne accorgete tutti, e la grande distribuzione sta facendo tantissimi soldi. Voglio ricordare che negli anni 90 c'era un'etica anche nella distribuzione dell'economia, un terzo andava al produttore, un terzo andava al trasformatore, un terzo alla distribuzione. Adesso un terzo se lo devo dividere il produttore e il trasformatore, e la grande distribuzione si porta a casa la torta, la fetta più grande della torta. Ecco, questo eticamente non è giusto. Ecco, una delle richieste che stiamo facendo al governo è proprio anche in un certo senso controllare questa distribuzione. Leggevo un articolo anche stamattina di una imprenditrice agricola emiliana che dice 2 settimane di proteste più utili di 10 anni di parole. Le associazioni agricole vogliono prendersi meriti che non hanno, sono servite più di 2 settimane di proteste dei trattori che 10 anni di parole. Ecco, questo è al senso di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. I sindacati purtroppo si sono addormentati in questi anni. Hanno condiviso burocrazia, ed è la cosa più negativa perché la burocrazia ha un costo, hanno condiviso molti aspetti di legge che secondo me andavano fermati prima. Insomma, noi l'abbiamo sempre fatto la sostenibilità, lo diceva il signor Bisiol, siamo sempre stati attenti alle nostre aziende, al nostro territorio, al paesaggio che abbiamo attorno, perché ci viviamo, perché lo rispettiamo, perché è bello vederlo. Io invito sempre a venire a visitare il Polesine, che è una terra meravigliosa, particolare rispetto alle altre terre perché è stata meno industrializzata rispetto alle altre province del Veneto. È lunga 120 km, larga 20, con degli aspetti completamente diversi. Si parlano anche, io dico 3 dialetti diversi, nell'Alto Polesine si parla il mantovano, da noi si parla un po' l'emiliano, il padovano, nel Basso Polesine c'è già la cadenza veneziana. E abbiamo il delta con i suoi problemi, perché anche i pescatori, che sono degli agricoltori del mare, hanno dei grossissimi problemi dovuti alle regole che la comunità europea... Gli unici che non hanno problemi sono i politici, specialmente certi politici, è quello il nodo che abbiamo. Infatti ci hanno tolto anche la preferenza, decidono loro, poi ci dicono andate a votare, sì, chi che te voti, perfetto, andiamo avanti così. Ma quanto durerà il nostro paese se continuiamo così? Ma quanto durerà se continuiamo a pagare i parassiti e non la gente che lavora? Perché verremo pure a un dunque poi alla fine. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire una cosa, allora su questi supermercati che andiamo magari ogni 8-10 giorni, trovi sempre centesimi 10, 5, 7, 8 centesimi in più del stesso prodotto di una settimana fa. Ma allora io penso una cosa, danno sempre la colpa, ma hanno aumentato ogni settimana. E allora io chiedo una cosa, ma questi parlamentari con le loro signore che vanno a fare la spesa perché vogliono il biologico, non sanno mica che se non aiutiamo gli agricoltori a fare per il bene proprio di tutti noi, dovremmo mangiare sempre questa carne costruita con le cellule e di insetti? Sai a cosa serve? A fare la cura dimagrante a questo punto, dovremmo fare quella? Hai capito? Non si può andare avanti così. Grazie Giusy, devo correre perché sono anche in chiusura, hai parlato, hai fatto la tua riflessione, allora io volevo sentire anche Bisiol in merito a quello che ha detto Bigarella, proprio nel fare biologico. Allora, fate biologico, è stato chiesto a Bigarella, neanche per sogno. È contrario? Semplicemente penso sia un grande inganno. In che senso?
l'unico biologico vero è quando si vede gente zappare sui campi. Lei ne vede? Bigarella dice io no. Allora, bisogna, come c'è questa storia? Biologico o no biologico? Vorrei dire che l'uovo, che è quello che ho sempre prodotto, è, secondo me, il biologico per natura, diciamo, perché? Perché come lo produce la gallina, dentro il guscio ci arriva in tavola. Però bisogna vedere cosa si mangia la gallina anche. L'ho detto prima, quindi però gli allevatori alimentano bene mangimi. Certi, perché Don Dassier, che si occupa di vino, dice c'è vino e vino. Sì, ma guardi, qua è un tema molto profondo che ci vorrebbe molto tempo anche qua per discutere. Noi altri bisogna andiamo avanti. Però devo dire che siccome la gallina non ha bisogno di antibiotici, perché? Perché è proprio, se proprio in caso di malattia, però allora le uova non vengono date al consumo diretto. Però come produce la gallina, se prodotto bene, arriva in tavola. Se prodotto bene, ha fatto bene a spiegarlo, però se prodotto bene, quindi, perché ne abbiamo visto di cotte e di crude. È il biologico principe, direi, proprio per definizione naturale. E su quello di Angela Merkel che voleva aggiungere anche qualcosa prima? Poi volevo dire che ho detto prima che quando c'è stata l'Europa dell'Est che è venuta in Europa nostra, diciamo dell'Ovest, quando hanno incominciato a produrre gli allevatori polacchi, rumeni, eccetera, cosa ha fatto la Merkel? Ha comprato le uova in quelle zone che costavano circa 60-65 euro al chilo, e qui venivano invece a costare €1, €1,50 perché mangime certificato, certificazione dell'aria, dell'acqua, del mangime, dell'ambiente, rispetto animale, eccetera, giusto per carità, però veniva a costare 30, 20, 30 centesimi, 40 in più di quello che sempre la Merkel portava da quei paesi tramite la Germania e importava qua in Italia come produzione tedesca. Abbiamo poi anche protestato per quello, però l'ha fatta per un certo periodo. Quindi i politici dove erano in quei momenti? Chi ci doveva difendere appunto con diretti, sindacati, eccetera? E dove erano? E i piccoli, purtroppo, come me, hanno dovuto chiudere. Eppure c'era qualcuno che negoziava. C'era qualcuno che negoziava. Sì. Siccome però, la trasparenza non c'è in questo paese, vero, succede quello che succede. Maurizio Dadolo, vai Maurizio, veloce che sono in chiusura. Buongiorno Mirella e buongiorno agli ospiti, buongiorno, complimenti. Io volevo semplicemente dire che come si fa a seguire politiche così scellerate dell'Unione Europea? La nostra agricoltura, che tra virgolette voglio dire che è la migliore, noi siamo super controllati, però nei supermercati riusciamo a trovare le pere, ipotesi dell'Africa, le arance, quando noi in Italia non manca proprio nulla e vanno penalizzati i nostri agricoltori che hanno un margine di guadagno talmente minimo, ma sul vero senso della parola. Io ho comprato i finocchi a €2,50, cioè i finocchi a €2,50 e a loro vengono pagati a 20 centesimi. Ora mi chiedo, senza l'agricoltura teoricamente moriamo di fame, dovrebbe essere incentivata la nostra agricoltura, il nostro latte, i nostri formaggi, e invece le politiche scellerate di questo governo, compresa l'Unione Europea, perché stiamo seguendo dei criminali, secondo me sono semplicemente dei criminali. Parla al plurale dei governi, Maurizio, non solo di questo governo, ti ho detto prima Bisogni. Sono anni e anni che loro protestano in silenzio. Ecco, siccome noi, vedi Maurizio, il problema è che siamo sempre tiepidi noi. In Francia e in Spagna sono rivoluzionari. Noi invece, quando chi vede due pattuglie scampa già, perché siamo così bisogni. Ecco, cosa ne pensa Piovandi? Quello che ha detto anche Maurizio, devo correre naturalmente, ma continueremo a parlare, ve lo prometto. Prego Maurizio. Prego.
velocemente, il biologico è un argomento molto delicato. Io faccio solo un esempio: se qualcuno ha nel giardino, anche a casa, una pianta di frutto e non viene trattata, si ammala, la trova piena di vermi, la trova piena di macchie di funghi. Quindi un vero biologico, secondo me, è difficile trovarlo nei mercati, anche perché la gente non lo comprerebbe, perché troverebbe la frutta o la verdura molto, molto particolare, molto ammalata, molto brutta. E per questo usiamo fitofarmaci. La comunità europea li chiama pesticidi, in realtà sono fitofarmaci. Pensi che gli antifungini, il tebuconazolo, lo usiamo anche noi nel corpo umano. E quando lei va in farmacia non le danno un pesticida, ma le danno una medicina. Quindi capisce che si possono usare anche in maniera molto, e noi siamo molto preparati, l'agricoltore con i corsi che fa è molto preparato, è quasi un medico delle sue piante, e quindi senza arrivare a un falso biologico possiamo proporre prodotti di alta qualità e molto salubri, senza avvelenare, anche perché ormai i residui sono residui zero. Questo nella nostra agricoltura. Poi, come dicevamo prima, da tutto il mondo ci superano a destra e a sinistra i porti pieni di prodotti, nessuno che va a controllare, perché vengono caricati nei camion e arrivano alla trasformazione. Questo non è giusto, questo deve finire. Dobbiamo sapere con l'etichettatura, nelle confezioni, da dove arriva il prodotto, come è stato fatto, da quale azienda arriva. Abbiamo visto più avanti cosa è successo con la pasta Made in Italy, e poi abbiamo sentito dove andavano a prendere il grano. C'è voluta un giornalista che ha fatto questo, che dobbiamo anche ringraziare, perché ci fosse trasparenza sul vero prodotto Made in Italy, che non c'era. Allora hanno fatto tutti marcia indietro e hanno detto sì, è vero, ma intanto noi si andava avanti e si prendeva quello. Abbiamo Riccardo da Scorzè. Veloce, Riccardo. Sì, volevo dire. Prego. Posso? Prego Riccardo. Sì, volevo dire, ho venduto il frumento a novembre a 19 centesimi al chilo, ho comprato la semente a 2,60 € al chilo, c'è un piccolo divario, vorrei dire. Io coltivo fagiolini, li vendo a 1,50 €, al supermercato sono a 10 € al chilo, sì. I vari divari che ci sono, per non parlare di tutto il resto. Dunque a voi l'ardua sentenza, saluti. Grazie della riflessione Riccardo, prego Bisiol. Sì, ho vissuto anch'io il frumento, ho venduto l'anno scorso a prezzi sotto costo. Perché? Perché viene importato dall'estero. Così volevo ultimare anche il discorso dei fitofarmaci. Un tempo gli agricoltori usavano il solfato di rame, che era l'unico, andiamo indietro col tempo, e però gli agricoltori guardavano il tempo e seguivano se c'era umidità, se c'era sole, e quindi capivano, attenti all'ambiente. e capivano se dovevano il loro trattamento farlo durare una settimana, 5 giorni o 10 giorni, e cercavano di risparmiare, anche perché il solfato costava anche. Però erano, come possiamo dire, dei competenti sicuramente, vedendo le stagioni e capendo il tempo che faceva e che poteva fare, di dosare i trattamenti al minimo. Adesso con i fitofarmaci si può fare, però deve essere un tecnico che sia, come si dice, capace, competente di giudicare, di vedere. Io mi affido a un tecnico, appunto, agronomo, che mi dice è ora di fare questo perché c'è nell'aria questa umidità, in base al tempo, in base anche allora, guardiamo anche le foto di Bisiol, perché vorrei anche vedere le foto di Bisiol che ci ha mandato. Ecco, Piovan è d'accordo su quello che dice Bisiol, ecco, questo uomo che sta cercando di alzare la voce, di far capire, ecco, anche l'importanza di certi prodotti che avevamo, le uova, il fieno, il frumento, il grano. Noi ci siamo svenduti, noi abbiamo svenduto tutto. Io l'ho detto, voi non lo sapete, lo dico agli ospiti, ma io è mesi che dico che i formaggi, per fare i formaggi dovevamo andare in Germania a prendere le cagliate. Tutti!
Ecco, Sì, se sì, qualcuno mi chiama che dice che non è vero quello che dico, mi chiami. Noi per fare i formaggi dobbiamo andare a prendere le cagliate in Germania, perché l'ha spiegato Bisol. Allora vediamo le foto. Piovan, cosa ci dice? Ecco, anche l'ultima telefonata di Riccardo. Io le dico che quando mi alzo il mattino presto per andare a lavorare in azienda, passo di fronte a un panificio e sento ancora il profumo con i nostri grani, perché sono grani controllati, soprattutto quelli polesani, sono grani di altissima qualità, e sento il profumo di pane. Guardi, non ho neanche pregiudizi nei confronti delle farine di insetti, che se ne parla tutto il giorno, parlano di queste farine. Per me le possono mettere negli scaffali, basta che siano ben determinati e visivi che sono farine di insetti, ma secondo me la tradizione che abbiamo fino a questo tempo, portata avanti da secoli di esperienze e di agricoltori nostri, è irripetibile. Quindi non ho paura di nessuna concorrenza, spero solo che non sia una concorrenza sleale, che confondino le cose, ma le cose devono essere ben chiare e il consumatore, secondo me, è ben preparato per scegliere. Senta Piovan, e lo chiedo anche a Bisol, l'ultima poi vi lascio. Ma io dico molte volte che quando prendo anche la verdura o la frutta, specialmente l'insalata, e pepe, e sale, e olio, e aceto balsamico, è una sa da niente. Prendo l'esempio della rucola. Una volta una foglietta di rucola attecondiva tutta l'insalata, perché era talmente forte il gusto, che dovevi stare molto attento. Adesso neanche se te metti tutto il sacchetto non ti senti più niente. Non è che abbiamo un po' esagerato, anche che abbiamo fatto tanto per non aver niente, cioè noi mangiamo tanto ma alla fine il gusto, il sapore, e allora dai, vai a chilometro zero, vai a prendere qua, ma nelle grandi città, poveretti, avranno diritto anche loro di mangiare bene, e dove sì. vanno a mangiare? Ecco, l'ultima domanda che vi faccio, ma sarà possibile ritornare in tempi magari non brevi, ma mangiare la rucola, case rucola, il radicio, case radicio, a frague, case frague, no frague grosse così, de plastica? Guardi, secondo me la stagionalità è sempre la cosa più importante, quindi bisogna mangiare la verdura quando è sua stagione. Sa cos'è? Che ci hanno abituato nella grande distribuzione a trovare, come dice lei, le fragole a Natale, e quindi è questione di abitudine, è voluta questa abitudine. Poi le fragole le paghiamo a 8 euro al chilo e quindi qualcuno le compra e cambiamo le vecchie tradizioni. L'altro grosso problema è che la grande distribuzione ha ucciso tutti i piccoli rivenditori nei paesi e anche nelle città, cioè chi è che va ormai nella botteghina sotto casa, si va una volta a settimana, si riempie il carrello, che poi metà della roba viene anche buttata tante volte, e si evita, e si sbaglia, nel senso che si sceglie cose sbagliate e non si va a selezionare le cose di qualità. Ecco, quindi bisogna tornare alla qualità, mangiare bene, perché poi si è quello che si mangia. Ma scusa Piovan, la qualità però la fanno pagare e la gente normale non ha i soldi per pagare la qualità. Mi viene da ridere quando dicono all'anziano io ho un banco solidale, perciò vi parlo di cose che so. Prendi l'olio extravergine di oliva, sì, se te mio compri tipo a Piace con 500 euro di pensione, pensa se posso prendere, tanto è vero che i discount hanno proliferato perché la gente non riusciva più a fare la spesa, questa è la verità, ma lo dico io perché non lo dice nessuno. I discount hanno proliferato perché purtroppo la gente è costretta a mangiare in base ai soldi che ha in tasca. Bisogna, come ci saluta, cosa dice? Guardi, io per fortuna abitando in campagna ho un piccolo orto e mangio i radicchi, i pomodori. Ora vengo torno là, Bisol, vengo torno là, volentieri, sì. C'ho anche cose i castraure di Sant'Erasmo, perché mi piace un po', perché per la passione e per mangiare roba buona che dopo do anche ai miei figli, ai miei nipoti, eccetera, ma soprattutto per tenermi anche un po' il fisico in moto, per fare un po' di movimento. Però a volte che magari ci manca o non c'è, che acquisto, sento la differenza e mia moglie dice, ma che roba che è, questo da trova. Grazie. Allora ringrazio gli ospiti, Gualtiero Bisol, pensionato, ex imprenditore agricolo e allevatore. Saluto Riccardo Piovan, agricoltore da Rovigo, grazie di essere stati qui, ma ne parleremo ancora, ve lo prometto. Prego Piovan. L'ultima cosa è che la protesta continua, giovedì prossimo, giovedì 15,
penso ci saranno parecchi trattori, perché ormai la gente, anche quella un po' restia, bloccata dalle associazioni, comincia a muoversi in Prato della Valle, poi Padova è al centro del Veneto, quindi ci incontreremo con tutti gli agricoltori e continueremo la protesta. E noi saremo presenti come Media Nord-Est, perché seguiamo soprattutto, ecco, queste persone che lavorano tanto e guadagnano poco e che finalmente sono riusciti ad alzare la voce. Mi raccomando che non facciamo la fine coi forconi, si ricorda Piovan, no? Cosa è successo? Ecco, perciò bisogna che siamo anche attenti, perché ecco, c'è anche questo pericolo, perché avete già visto che si stanno già dividendo, qualcuno divide e ti impera, questo è il motto che dico sempre, questo non va assolutamente bene, perché questa voce è quella che dobbiamo sentire, la voce degli ospiti che ho qui in presenza, di quelli che stanno protestando nella maniera giusta e che vogliono giustizia. Grazie, grazie sia a Gualtiero Bisio che a Riccardo Piovan. Pubblicità. E vediamo la locandina, le associazioni abbracciano le associazioni, questa bellissima opportunità Villa Margherita inclusiva per far capire l'importanza di stare assieme, di condividere il dolore di questi familiari, di questi mogli, figli, mariti, bambini. Ieri abbiamo avuto un bambino dove il suo papà non c'è più, incidente stradale naturalmente. Ecco, e di fronte alla foto del papà che stava pescando, ha guardato e ha detto alla nonna: sai nonna che manca qualcosa. Cosa manca? Manca il trattore, perché a mio papà piacevano i trattori, nonnina. E la nonna: ma il trattore non ci sta qua dentro, come facciamo? Ma se ne porta uno in miniatura, nonna, è lo stesso. 4 anni. Allora sentiamo anche cosa ha detto Don Maurizio Dacier, parroco di Combai, Campea, Farò, Miane, Premaor, che è venuto a Villa Margherita inclusiva, e sentiamo cosa ha detto. Io sono un prete e che mi ha insegnato a vivere sono stati dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. I bambini erano dei bambini scinti e rom, dove io insegnavo loro l'alfabeto, però loro avevano già imparato molto dalla vita. I ragazzi erano i ragazzi di una comunità terapeutica, ecco, dove io svolgevo il mio servizio, e i più giovani erano i giovani del carcere di Pavia. Mi hanno insegnato quello che non mi ha insegnato la religione, me l'hanno insegnato loro. Mi hanno insegnato a diventare uomo. E volevo dire queste cose perché mentre parlavate io mi dicevo: ma dovrei star zitto per i prossimi 10 anni e chiudere le chiese. Vedete, per le istituzioni noi contiamo in funzione del bilancio. Contiamo in funzione del voto. Siamo dei numeri, oppure chiamati fedeli, utenti, cittadini, portatori di handicap. E ci sono 3 parole che mi guidano sempre. Una è dietro, un'altra parola è dentro e un'altra parola è oltre. Che nome ha lei, scusi? Romina, ecco. Dietro questo nome e magari la sua data di nascita c'è una storia, ci sono dei vissuti, ci sono dei legami, ci sono degli affetti, c'è una lotta per la vita, c'è una sofferenza. Non andrà mai in televisione. E forse è bene così, perché riescono a manipolare anche quello. Io non so, credo che il noi viene prima dell'io. Già quando nasce un bambino nasce da un io e un tu messo assieme, un noi. Ecco.
io faccio la mia piccola lotta contro coloro che ammazzano le persone con i fitofarmaci. Ecco. È il noi che fa la forza. E io non mi fido più né della religione né della istituzione ecclesiastica. Allora ringrazio Don Maurizio Dassier che è qui con noi in presenza, assieme anche a Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball, che è anche lui a Villa Margherita con le associazioni, abbracciano le associazioni per far capire l'importanza di esserci, di fare squadra, di condividere, perché il dolore è a 360 gradi, non ce l'ha in possesso una sola persona, è una sola disgrazia, ma è proprio a 360 gradi. Allora, Don Dassier, abbiamo sentito le sue parole coraggiose di dire quello che pensa, quello che si potrebbe anche fare di più per aiutare le fragilità, però a molti politici queste fragilità danno fastidio, perché il problema è che devono avere loro la visibilità. Io ho detto a queste associazioni, non siamo noi che dobbiamo andare da loro, parlo della politica, è la politica che deve arrivare da noi, se interessa quello che stiamo facendo e dicendo. Prego, Don Dassier. Sì, io credo che a nessuna istituzione stia a cuore la persona con la sua storia, con le sue vicende, con il suo passato, con i suoi sogni. Ecco perché io credo che quando dicevo noi siamo numeri, noi siamo dei mezzi che loro utilizzano, poi viene detto per il bene comune, ecco, non so quale sia questo bene comune. Comunque, ecco, io trovo anche dentro le istituzioni una mancanza di onestà culturale, etica e politica. Ecco, è politica. Io faccio un esempio, forse è legato anche alla trasmissione Sveglia Veneti, no? Magari va in porto la pista da bob, no? A Cortina. Sarebbe bello capire se magari i veneti quando vanno a votare, ecco, e questa pista si realizza per poche persone, se si ricordano che questa pista può costare qualcosa alla sanità, alla scuola, cioè viene tolto qualcosa di essenziale per far bella figura, per non perdere la faccia quando si sono dette delle cose senza sapere il perché si dicevano. Ecco, tutto questo fa capire che le persone non stanno a cuore agli uomini delle istituzioni, qualsiasi istituzione. Ecco. E allora io credo davvero che sia importante ricordare, non solo ricordare ciò che ci sta alle spalle, ma anche ricordare ciò che ci sta dentro di noi, ecco. E forse per ricordare bisogna risvegliare che cosa? La nostra coscienza, la nostra dignità che viene calpestata da quegli uomini che si definiscono uomini delle istituzioni. Ecco. Allora andiamo a sentire invece anche adesso l'intervento di Giancarlo Rossi. Ecco, questo uomo che sta cercando di far capire l'importanza dello sport, di questo sport, ma anche direi di tante discipline, non a caso c'è dentro anche il CONI in questa iniziativa che abbiamo fatto, perché vuol dire regole, vuol dire discipline, rispetto. Ecco, il rispetto. Andiamo a sentire Giancarlo. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti qua a vedere questa mostra fotografica. Sono Rossi Giancarlo, sono il presidente del Treviso Baseball Soft and Furious. Cosa facciamo? Abbiamo ripreso in mano le redini del baseball trevigiano che nasce nel lontano 1966 e si è sempre sviluppato nel territorio con giocatori anche di eccellenza. Dopodiché purtroppo questo sport, bisogna seguirlo, è andato in disuso.
Siccome sono un ex giocatore, ho giocato 36 anni, insomma qualcosina, e oggi sono circa 60 che sono in questo mondo, quindi la mia età lo dice tutto, ho pensato che fosse da dare un'opportunità seria ai ragazzi, alle ragazze, di praticare attività sportiva, iniziando a capire qual è il concetto dello sport, che sono le cose fondamentali. Qua c'è tutta una panoramica, se vedete bene poi le foto, abbiamo giocato in spiaggia, abbiamo giocato in piscina. Vogliamo che i ragazzi apprendano lo sport con il sorriso sulle labbra, vogliamo che veramente ci sia un insieme dove possono crearsi realmente per loro dei progetti futuri e iniziare a mettersi in discussione. È una cosa che dico sempre, l'avversario è colui che mi permette di capire dove sono arrivato, quindi sacrificio, regole, rispetto. Mi permettete una battuta che magari può essere cattiva, dico che tante volte i migliori atleti sono orfani, ma per un semplice motivo. Con il tempo che sta correndo e purtroppo i genitori sono impegnati al lavoro, sicuramente con i nostri figli non abbiamo quel tempo necessario e sufficiente anche per ascoltarli. E tante volte la società sportiva diventa una zona per cui porto mio figlio e sono libero per 2 ore. No. Per me non è questo, e per me invece il discorso è diverso. Coinvolgimento di tutti, lo sport è per tutti. Quando parlo di inclusione dico che chiunque può partecipare. Quindi deve essere un insieme, portare a conoscerci e soprattutto, oggi lo dico, nel rispetto delle regole. Questo qua per me è lo sport. Poi i risultati arrivano, siamo tutti contenti. I risultati non arrivano? Benissimo, ci impegniamo. Quindi insegno anche dei ragazzi a fare autocritica costante sia nella vittoria che nella sconfitta. Allora riusciamo a capire veramente dove stiamo andando. Mi trovate un po' emozionato, onestamente di solito non lo sono mai, perché c'è la storia veramente del baseball, quello a cui noi teniamo, e ringrazio tutti i miei collaboratori, ringrazio anche Mario, veramente di cuore, Sanson, perché ci sta dando una grossa opportunità. Purtroppo siamo una realtà che adesso la Mirella mi dice taglia, sicuramente. Siamo una realtà che qua nel Trevigiano stiamo costruendo veramente per dare un'opportunità e purtroppo siamo costretti a giocare. Padova, Castelfranco. Grazie Ponzano che è qua attaccato e ci ha dato una grossa mano veramente ad avere un campo per poter disputare quest'anno, finalmente a Treviso, un campionato di Serie B, si chiama softball, totalmente femminile. Quindi grazie a loro. Se devo dire grazie a Treviso, al comune, e dico grazie quando mi darete un campo, e lo stiamo ancora aspettando, speriamo. Speriamo, perché nonostante le nostre richieste che abbiamo fatto, e siamo una realtà, e siamo sparsi, se metto insieme le forze non saremo tanti, ma sicuramente siamo un'ottantina e passa di soci che amano questo sport. Attenzione, non facciamo solo campionati agonistici, noi abbiamo lavorato ben volentieri con la Mirella, sport e inclusione, quindi portatori di handicap diversamente agili, e quindi abbiamo fatto tutto questo perché ci crediamo e crediamo che sia un'opportunità seria per tutti di poter vivere questo mondo. Io cosa vi devo dire? Non so, ce ne sarebbero tante di cosa dire. Guardate un po' le foto. Qua c'è la storia del baseball trevigiano, qualcuno se l'è dimenticato, io no onestamente. Un certo Bianchin, Gianmaria, Berardi Fernando, coloro che sono stati i promotori del baseball a Treviso. Qua c'è una mazza che è datata 1966, quel guanto risale al 1970. Passione, voglia, crederci, dare un'opportunità e vedere i ragazzi contenti. Vedere veramente, io vado anche nelle scuole, faccio avviamento al baseball e quando li vedo sorridere e quando arrivo che vedo un piccolino, nonostante sembra un orso, che mi viene a abbracciare ed è contento, è la gioia più grande che ho. Baseball 5 è una disciplina che si gioca praticamente indoor, non si usano le mazze, non si usano i guanti, ed è una disciplina che è conosciuta in tutto il mondo. Nel 2017 è stata presentata al Foro Italico come disciplina nuova in Italia e l'anno scorso siamo stati i promotori primi in Italia con il primo torneo internazionale di Baseball 5. Quest'anno ci sarà il secondo che faremo al Palacicogna di Ponzano, il 10-11, con la presenza anche di nazionali straniere. E di questo devo dire una cosa, oggi non c'è comunque, meglio così almeno è più tranquilla.
Ho fatto un lavoro nelle scuole che ho portato dei ragazzi delle scuole ad arrivare ad essere praticamente i fautori della nazionale. Da un percorso scolastico sono riuscito a portarle. Sono orgoglioso delle mie figlie e di mio figlio, che oramai siamo una famiglia di baseball, perché ho una figlia che gioca anche con la nazionale, quindi sono contento anche di questo. Prima diceva una cosa, Mario, vorrei farvi notare questa foto. Qua è stato il nostro inizio, 2016. Questo è stato il nostro inizio. Se contate quanti... No, sì, un secondo solo. No, volevo solo far capire una cosa. Quanti ragazzini sono? Abbiamo incominciato su un campo da calcio che ci è stato tolto perché dovevano giocare gli amatori. Non disdegno gli amatori, assolutamente. Abbiamo perso parte di questi ragazzi che li vedo ogni tanto nel parco a giocare e non sanno dove andare. E io continuo a battermi perché questi ragazzi possano avere un campo, giocare, divertirsi e fare parte di una comunità. Non essere allo sbando e vederli in giro a tirare 4 sassate sui treni. Allora Giancarlo Rossi è qui con noi questa mattina proprio per far capire l'importanza dello sport. L'avete ascoltato bene, disciplina, regole, rispetto, perché dobbiamo parlare anche di questo, dobbiamo parlare di questi giovani allo sbaraglio che si possono permettere tutto, non tutti, sono pochi, ricredete alla Mirella. Il problema è che li lasciano fare perché appunto abbiamo delle leggi che sono inadeguate. Abbiamo dei castighi che loro anzi sono contenti di fare quei castighi così non vanno neppure a scuola, perché ve lo dico io, sapete che io collaboro con la procura, che bello dare la borsetta della spesa per 2 orette, poi ciao e sono a posto, o accompagnare il diversamente giovane con la carrozzina, tanto poi faccio quello che voglio, metto su un angolo col telefonino. Forse fare sport non sarebbe male, Giancarlo. Ecco, potrebbero anche sceglierlo, visto che abbiamo tante discipline. Eppure un giudice mi ha detto non si può obbligare un 14enne a fare sport se non lo vuole. Come commenti? Prego. Beh, non ho parole, perché se esprimo il mio pensiero penso che sia molto ma molto pesante. Non si può obbligare. Noi dobbiamo educare, siamo degli educatori. E abbiamo una base. Chi è la nostra base? Perché tutti pensiamo che sono arrivati a 18-20 anni e giocano, no ragazzi, questi partono dalla base e sono i piccoli. E i piccoli, se li mettiamo insieme, diversamente agili, li mettiamo insieme tutti, alla fine loro sanno come vivere, noi no. Noi facciamo le distinzioni, loro non le fanno. E se noi gli facciamo capire cosa significa spirito non di corpo, di squadra, stare insieme, socializzare. Io non so se ho avuto la fortuna o la sfortuna di nascere all'estero, che sono nato in Libia, ok? Sono passato anche nella rivoluzione, ho vissuto fino a 15 anni, ma vivevo insieme con gli arabi, con gli americani, con i francesi, con gli inglesi, in piena libertà, non c'è mai stato un problema, mai. Non c'erano fazioni. Cioè, noi creiamo questo, noi siamo quelli che purtroppo, io dico noi, è la società, chiamiamola come vogliamo, che purtroppo crea questo. Noi dobbiamo scardinare totalmente queste cose, dobbiamo riportare i ragazzini con la voglia di divertirsi in campo, di giocare tra di loro. Ma vi sembra normale, l'ho già detto altre volte e non mi voglio dilungare, mi sembra normale che a 12 anni vogliamo specializzare i bambini nello sport, specializzare, sappiamo cosa significa? Addestrare. Ma non penso che neanche la mia cagnolina vada ad addestrarla. Cioè, noi addestriamo a che fine? Portando l'esempio dell'agonismo, dell'arrivare. Ma dove sei arrivato? Noi dobbiamo iniziare a pensare di costruire noi stessi, ci mettiamo alla prova. Come dicevo tante volte, rispetto, regole, a darci degli obiettivi. Cosa mi insegna lo sport? A capire dove arrivo, dove sono arrivato, cosa devo fare, autocritica. Sempre, quando vinco, quando perdo, cioè io mi devo migliorare. E poi vorrei ricordare una cosa, le società esistono perché esistono gli atleti o gli sportivi, le federazioni esistono perché esistono le società. Quindi chi è al vertice si ricordi che se manca la base non governano assolutamente niente. Sigismondo da Paese, vai Sigismondo. Ascolta Mirella, volevo dirti 3 cose. Io ho 87 anni e ho diviso l'opinione della mia vita che comanda
che le Costituzioni sono fatte per i ricchi e che distribuisce la vita è lavoro, religione e sport. E ora gli evasori non sono quelli che producono, che gli evasori sono le religioni e lo sport, perché mangiano e si divertono sopra le spalle di quelli che vengono tassati se lavorano troppo. Va bene? Ti deve aver fatto un fiato di confusione, Sigismondo, dirti la verità, ma comunque pensiamo di aver capito. Grazie, un abbraccio caro Sigismondo. Allora Don, abbiamo capito però cosa voleva dire Sigismondo, come commenta quello che ha detto Giancarlo Rossi per quanto riguarda il mondo dello sport e il mondo della gioventù, della scuola e di noi stessi, della comunità, perché noi dobbiamo parlare anche di comunità e inclusività, forse che ne parliamo poco. Prego Don. Beh, io ho il riferimento, ecco, nelle mie comunità sono i bambini, sono i ragazzi e anche gli adulti. Io ho capito una cosa, che il disorientamento dei bambini, il bullismo, è la conseguenza della non credibilità del mondo degli adulti. Non solo, ma il mondo degli adulti sembra che utilizzi i bambini come dei soprammobili. Tu sei una cosa mia, io ti gratifico e quindi tu devi... Ecco. E io sono convinto, ad esempio, che lo sport, ma non solo, nelle mie comunità si fa teatro con i bambini, canto, perché? Perché sport, canto, teatro ti aiuta a metterti in gioco, ti aiuta a capire chi sei, quali sono le tue possibilità, ti aiuta ad amare quello che sei, ad amare la tua vita e soprattutto a non identificare la vita con i risultati, con quello che realizzi, con quello che conquisti, perché la tua vita è sempre più grande, più bella di quello che tu hai fatto fino adesso. E allora fare teatro, fare sport, fare canto, ti aiuta a capire chi sei, ti aiuta soprattutto a capire che assieme si conquista, assieme ci si realizza, assieme si diventa persone. Ecco, trasmettere umanità, aiutare questi bambini pian piano, questi ragazzi a diventare uomini, non marionette, non cittadini, non politici, a diventare uomini. Perché poi quando tu entri in certe istituzioni perdi la tua umanità o la svendi per il posto che hai, per il potere che hai. Ecco. Però Don, io sono dell'idea che più di parlare di uomini, naturalmente questa è la parola finale, io inizierei a parlare di persone, perché sono molto stanca anche nei femminicidi dividere donne e uomini. Noi dobbiamo parlare di persone che perdono la testa sia dalla parte maschile che dalla parte femminile. Naturalmente la parte maschile ha dei numeri incredibili, ma noi dobbiamo parlare di persone che dovrebbero essere curate e forse non avremo più quei femminicidi, quegli omicidi che abbiamo avuto. Ma abbiamo sentito cosa ha detto questa grande psichiatra che ho avuto ospite l'altro giorno. Non interessa questo, il business è ben altro. Si toglie perché si è deciso di portare questo supporto in altre realtà che non c'entrano niente quella che è la salute mentale, ma noi poi diamo i numeri perché non riusciamo più a capire questa grande confusione che c'è, come riuscire a fermare queste persone che devono essere curate e dovrebbero esserci dei centri di cura. Non può la famiglia, specialmente se è anziana, curare un tossicodipendente perché non abbiamo le strutture, perché al pomeriggio lo mandiamo a casa perché non possiamo più tenerlo. Cosa fanno queste persone? Eppure questa grande novità, questa bellissima legge Basaglia è crollata perché non è stata supportata. Ma chi ne paga le conseguenze? La famiglia e la comunità, perché poi queste persone sono all'esterno e ne fanno di tutti i colori, ma poi finiscono in omicidi terrificanti. Ecco, perché non si riesce a capire, Don, quella che è la realtà e dove, come il buon padre di famiglia, tagliare i rami secchi per far fiorire l'albero bene
e aiutarlo a fiorire. Ecco, perché non si fa questo da parte di una politica? Abbiamo 70 governi, siamo gli unici in Europa, cioè noi continuiamo a cambiare, poveretti, perché siamo brave persone, noi avete sentito con i trattori, la gente va a portare i panini, va a portare l'acqua, il bicchiere di vino, è solidale, non li ferma, e anche se è fermo in macchina non si arrabbia, accetta, perché sa che una protesta è giusta, perché questi siamo noi. E noi siamo lo Stato, Don, siamo noi. Il governo è un'altra cosa, il Parlamento ancora un'altra. Prego, Don. Allora, quando io uso il termine uomini intendo tutti, donne, uomini, bambini, nel senso proprio di persone. E oggi, ecco, la crisi è proprio qua, credo, ma questa è una mia opinione, cioè al centro non c'è la persona, non c'è la sua dignità. Al centro cosa c'è? Da una parte al centro c'è magari la religione, i suoi riti, no, il suo potere, lo Stato, i suoi riti, il suo potere, ma le persone in carne e ossa, le persone con la loro storia, con la loro sofferenza, con i loro vissuti, con i loro legami, non entrano a far parte di questo, anzi sono in funzione. Allora mi si dice, tu sei... Faccio questi esempi, ma tu sei un credente se fai questo, questo e questo, se vai in chiesa e fai questi riti. Io dico no, tu sei un credente se ami, tu sei un credente se rispetti. Nelle istituzioni tu fai questo, questo, questo se mi dai il voto, e per accalappiare il tuo voto io posso manipolarti, posso salire sui trattori anche se di te me ne frego, no? Hanno portato il letame, mi pare, a Strasburgo, al Parlamento. Non vuole portare il letame là, è già dentro il letame, che discorsi, ma è già dentro nelle istituzioni. Quando le istituzioni non mettono al centro le persone che hanno un nome, una dignità e un valore assoluto. Allora, Don, vediamo anche le immagini del servizio di Villa Margherita inclusiva. Le associazioni abbracciano le associazioni perché è importante. Guardiamo queste immagini dove il Don, dove erano presenti questi familiari, ha toccato e ha sentito con le sue orecchie quello che questi familiari hanno detto, la solitudine, la disperazione, non essere ascoltati, si ritrovano soli con un mondo che non è più quello di prima, perché non c'è più il figlio, non c'è più il papà, la moglie, la figlia. Ecco, questo dolore che cercano di condividere grazie a questa unione che si sta cercando di fare per far capire che anche il contatto umano è importante. Ecco. Cosa ha provato Don quando ha visto e ha sentito questi familiari che hanno alzato la voce? Prima non si vedevano, ognuno fa le proprie cose, ma non si sa, l'unione fa la forza, come dice lei. Prego, Don. Beh, se ti sei accorta, se si sono accorti, io ero commosso, parlavo lentamente perché avevo un groppo in gola per sentire questi vissuti e queste storie con il dramma, ecco, che vivi questa situazione e nessuno ti bada, no? Ecco, salvo chi ti è vicino. Ecco perché il noi, il fare aggregazione, il condividere è fondamentale. Ma chi è che non vuole questo? Proprio le istituzioni, proprio gli uomini che guidano le istituzioni. Io ero domenica e sono rimasto sconvolto perché, vedi, io pensavo, ma io predico certe cose. No, va bene. Posso suscitare nelle persone attenzione, emozione, però quando io sento il vissuto di quelle persone che hanno perso o il compagno, o il marito, o la moglie, un figlio, davvero io mi sento dentro lacerare, cioè mi sento quasi impotente, ma nello stesso tempo sento dentro una forza, una energia che mi porta a combattere. Allora, quello che io ho sentito domenica, con una parola, è gente che ha coraggio, dignità, voglia di combattere e soprattutto non ha paura. Ecco, guai
se dovessimo aver paura, perché attorno a noi chi comanda fa di tutto per dividere, distruggere tutto quello che è comunitario, collettivo, perché quando la persona si trova poi isolata, da sola e, come io dico, lavora, produci, consuma, divertiti e crepa, è la loro vittoria. Tu sei da solo e loro ti sbranano, loro, proprio dico loro quasi con disprezzo, perché si dimenticano facilmente degli altri quando si incollano alle sedie del potere, capito? Molto chiaro, Don, la ringrazio di queste parole, soprattutto il rispetto che avevano queste persone che hanno parlato, il rispetto anche di chi li ascoltava, come dice lei, la dignità di esprimere il proprio dolore nella massima compostezza, ecco, nella massima inclusività, ecco, il dolore inclusivo. Cosa pensi, Giancarlo? Tu che sensazioni hai provato? Tu, uomo forte, uomo di sport, e dice, mi sono commosso nel sentire, ecco, da queste voci quanto dolore c'era all'interno e finalmente riuscivano anche a esternarlo. Prego. Ma io intanto dico una cosa, che l'esserci trovati in Villa Margherita è un'occasione per tutti noi. Anzi, vi invitiamo anche domenica, sabato e domenica, l'apertura è dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18, venite a visitarci perché è importante anche la vostra partecipazione per queste persone. Prego Giancarlo. Su quello che avete detto io mi posso così raffrontare col mondo dello sport, il mondo dello sport che vedo le paure dei ragazzi ad affrontare situazioni. Non capire, non avere la capacità di fare determinate cose, bisogna saperli prendere per mano, ascoltarli, capire le loro paure. È una cosa fondamentale che personalmente un mio giocatore sbaglia, qua c'è anche mia figlia, mi conosce benissimo, c'è il momento per cui io sono uno che usa la voce, ma usa la voce per riprendere, per ricreare una certa attenzione, ma quello che è passato, noi dobbiamo continuare ad andare avanti senza paura. E quindi crederci in questo. Io cerco di educare i ragazzi in campo a non aver paura, a divertirsi, a parlare tra di loro. Queste sono le cose che se poi le giro nel mondo normale sono le basi per poter vivere bene. Allora in questa maniera noi viviamo. Sapete cosa manca fondamentalmente? Io chiederei a tutti i genitori, non coloro che hanno vissuto un'esperienza purtroppo di quel tipo, che sicuramente va tutto il massimo rispetto, riporterei ad esempio in altre tante situazioni a spiegare cosa significhi la vita, cosa significa perdere qualche persona cara. E ora forse tanti si renderebbero conto che forse il resto, tante altre cose non contano. Ma vorrei dire ai genitori, che dicono ai loro figli ogni tanto che sono orgogliosi, visto che non riescono neanche a seguirli in campo, scusami se faccio questo appunto, il Don diceva giustamente una cosa, siamo noi, ci dobbiamo mettere in prima fila, non dobbiamo aver paura, dobbiamo sgombrare un po' il campo. Genitori, venite in campo, i vostri figli perché li lasciate da noi e ve ne andate a fare la spesa? Scusa se lo dico brutalmente. Non è un parcheggio. Perché quando i vostri figli tornano a casa non li ascoltate, visto che passate la vostra vita lavorativa, giustamente, perché dovete lavorare, anche perché una persona sola non riesce a mantenere una famiglia. Però c'è anche un altro discorso da fare. Quando vi trovate con i vostri figli, iniziate ad ascoltarli, a chiedere. Tanto è vero che i giovani chiedono l'ascolto, non a caso. Sì, ma anche perché, scusami, un secondo solo, viviamo in un social. I ragazzini fanno allenamento con i telefonini, perché? Perché sono soli, non riescono più a dialogare tra di loro. E chi ha dato quel telefonino a loro? Indovinello. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Ecco. Mirella, ciao, e un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, si parlava prima della paura. Bisogna, specialmente i genitori che hanno perso i loro figli in maniera tragicamente, bisogna aver paura della paura. Cioè, quando si è soli, si ha paura della paura
Invece quando si fa squadra, si è in gruppo, si è in tanti che ci si aiuta a combattere questa paura, si trova il coraggio tutti quanti assieme, e questa è veramente la verità di queste persone che devono combattere tutta la loro vita, però devono combatterla assieme agli altri, condividerla con gli altri. Grazie. Grazie a te Livio, perché mi dai proprio il là per chiedere al Don l'importanza, e anche a Giancarlo Rossi, del contatto. Ecco, Giancarlo Rossi sa di cosa sto parlando, quanto importante è il contatto fisico. Pensate che ieri questi genitori che sono arrivati, perché ci sono i loro figli dentro Villa Margherita, loro vivono questo, non è una foto, non è un oggetto, in quel momento loro sono vicini al figlio, loro hanno arredato queste stanze per ricordare la famosa... Però la prima cosa che ho notato, perché voi sapete che io guardo molto, è il contatto. Come si vedevano, si toccavano, si abbracciavano, si baciavano. Pensate all'importanza del contatto fisico. Non sono sola. Ecco qua, Livio, la paura. Prima avevo paura di essere sola, adesso forse ho anche più paura perché devo mettermi in gioco, ma ho meno paura perché sono assieme ad altre persone, e questo lo devo al contatto fisico che ho ricevuto, se è caloroso, se è freddo, se è corrisposto. Prego, Don. Io faccio una digressione, no? E vado a toccare il mio datore di lavoro, che è Gesù Cristo. Tutti i suoi incontri sono stati incontri di contatto. Tende la mano e abbraccia uno, tende la mano e accarezza uno, accoglie tutti, no? Ecco, io non so cosa vuol dire essere genitore, capisco le situazioni, e quando io incontro ragazzi e genitori assieme chiedo ai ragazzi cosa vi dicono i genitori quando arrivate a casa dalla scuola? E lo dico, come è andata a scuola? Hai fatto bene la verifica? Ecco, hai preso un bel voto? E io dico ogni tanto, genitori, quando arriva a casa vostro figlio, se vi trova là almeno, abbracciatelo e dite: Filippo, tu sei frutto del nostro amore, tenetelo stretto, tenetelo stretto. Io ho un bisogno straordinario di essere abbracciato e di abbracciare. Con gli amici lo faccio, no? Perché? Perché sento il contatto, sento l'energia, perché sono umano. Per fortuna, sono molto umano e poco religioso, no? Ecco, io credo che il contatto sia fondamentale. Basta pensare ai primi giorni di vita, quando la mamma prende il figlio o la figlia sul pancione e lo stringe stretto, no? Ma anche quando trovo gente là in chiesa che vengono al battesimo, dico: ma a voi vi piace abbracciarvi? Vi piace fare l'amore? Non pensate mica che l'amore si fa solo per mettere al mondo figli. Vi abbracciate, vi tenete stretti, vi coccolate, perché la vita è fatta, quella dentro, di questo, del toccarsi, del sentirsi, di sentire che qualcuno ti è vicino. Questo per me è fondamentale, sa, molto più della religione. Giancarlo? Ma io dico una cosa, ieri abbiamo finito il nostro secondo torneo internazionale e lo porto ad esempio per un motivo, lascio perdere i risultati che non mi interessano. 8 squadre provenienti dall'estero, dall'Italia, gente che quando è arrivata in campo, ragazzi, sembravano tutti che spaesavano, chi è quello, chi è quell'altro. Finita la prima tornata, alla sera, eravamo in 60, 70 mi sembra, a mangiare la pizza e festeggiare insieme. Ieri alle premiazioni, scusate, ne sono veramente orgoglioso, ho visto le altre squadre, oramai erano diventati tutti fratelli in questo senso, fare il classico ponte e far passare in mezzo la squadra vincente, applaudendola. Cioè questa è la più gran soddisfazione che ho avuto veramente in tanti anni, vedere che finalmente dei ragazzi su uno sport, vabbè non importa, credimi, non importa che abbia vinto, ma soprattutto l'unione di questi ragazzi, il contatto che dici, erano tutti amici alla fine, c'erano sorrisi dappertutto. Ho avuto anche il piacere che la Lituania che abbiamo avuto come squadra, mi ha detto:
Ehi, teniamoci in contatto perché il prossimo torneo, guardate che ci vediamo. Teniamoci in contatto. Teniamoci in contatto. Questa parola magica. Ma credimi, vivere un'emozione come l'ho vissuta ieri, nonostante la mia vetusta età oramai, non l'ho mai provata. Ho visto le mie figlie, ho visto mio figlio, per carità, mio nipotino, ho visto tutti, ma soprattutto ho visto tutti sti ragazzi e ste ragazze insieme alzare le mani e far passare sotto i vincitori. Però, Giancarlo, io devo dire una cosa, che i buoni esempi che io vedo in giro di ragazzi, perché ce ne sono tantissimi, emergono i brutti, i cattivi perché fanno audience, ma di quelli proprio non me ne può fregare di meno, perché sono pochi e forse danno anche troppa visibilità, dovrebbero darne molto meno e dare di più a quelli buoni. La prima cosa che i ragazzi fanno, ma anche i ragazzini, i bambini che non si conoscono, io li vedo al banco solidale, si toccano, è la mano, eccola qua. Il bambino non guarda il colore della pelle, il bambino guarda il bambino, il ragazzo guarda il ragazzo, forse sono più avanti di quello che pensiamo, perché sanno accogliere, non vedono la diversità, pochi, ce ne sono che la vedono, però molti no. Però io volevo farle vedere anche questo servizio, accogliere, le ha portato l'esempio di Gesù Cristo. Gesù Cristo accoglieva, andiamo a vedere cosa è successo alla Piani. La polizia ci ha mandato via, ha detto via dal parcheggio, nessuno ci ha dato protezione. Fa freddo nel parcheggio, sì, fa troppo freddo. Come facciamo a stare sul pavimento? Come facciamo? Ho un problema agli occhi, questa è la mia cicatrice. Voglio un dottore, per favore, aiutatemi. Please help me, please help, please. Dicono di avere la febbre, di essersi ammalati dopo diversi mesi nel parcheggio della Piani, dove ora fa troppo freddo per dormire. Per questo, da 3 giorni si sono spostati qui. Il parcheggio è troppo freddo, ci sono troppi problemi e poi stiamo tutti assieme, tanti si stanno ammalando, ci sono troppi problemi. Un'emergenza a Piani mai risolta, nonostante il comune di Treviso abbia sempre provveduto a sue spese a bonificare l'area e l'intervento della comunità di Sant'Egidio. Ecco i giacidi, i calzetti lasciati asciugare, le immondizie. In questo gruppetto che ha scelto di salire in superficie c'è anche un 36enne del Pakistan appena uscito dall'ospedale, ha il catetere, non lo abbiamo incrociato solo per pochi minuti. Qui non abbiamo né un letto né qualcosa da mangiare. No, nothing. Sono i richiedenti asilo che restano nel limbo in attesa di accoglienza della domanda di protezione internazionale. Quest'uomo ha l'appuntamento fissato solo a maggio. Nel limbo perché non sono di stretta competenza di nessuno. La questura ne gestisce le pratiche, la prefettura l'alloggio, ma solo una volta ottenuto lo status di rifugiato. Il comune, per bocca dell'assessore Gloria Tessarolo, chiarisce: nessuno nega loro un pasto, manderemo un controllo, ma questo caso fa capo a Roma. Il comune non ha ulteriori strumenti perché qui non siamo nell'ambito dell'accoglienza della persona senza fissa dimora, qui siamo nell'ambito del sistema di accoglienza dell'immigrazione e in questo caso dell'immigrazione irregolare. Stiamo in realtà con gli enti locali, anche in accordo con la prefettura perché i tavoli ci sono stati, cercando di tamponare in mesi particolarmente critici e difficili che sono quelli invernali la situazione, però come dire andando anche oltre come territorio a quella che sarebbe la stretta competenza. Sono certa che la rete di volontariato che abbiamo costruito sul territorio sta lavorando bene, continua Tessarolo con ANCI. C'è una richiesta in regione per iniziare a ragionare sui numeri. Io ovviamente segnalerò a Sant'Egidio e alla polizia locale. Allora, io dovevo Don Dassier far vedere questo filmato che mi ha molto colpito, questo servizio. Voi sapete che è la Mirella e come la penso, ma io trovo scandaloso che nel 2024, con tutto quello che abbiamo, comprese le chiese e anche i preti, devo dire la verità, riuscire a vedere ancora queste situazioni. Allora c'è qualcosa che non mi quadra. Certo. O qualcuno ha ancora paura, proprio per una questione di business, o di visibilità, o di paura di aiutare, perché se mi vedono che io aiuto non sono più visto da chi penso io, anche istituzioni, e non posso farlo. Però stiamo parlando di persone nel 2024 dove andiamo nella luna perché ci sono i grandi ricchi che fanno i giretti perché non sanno più come spendere i soldi, ma poi qua che continua a passare il cerino non è di mia competenza. Ma cos'è di tua competenza? La persona, la situazione,
il momento, il dramma, o cos'è la competenza? Don, come legge? E nessuno si fa avanti per dire ci sono, aiuto. Io ho provato a chiamare, a fare squadre, io ci ho provato quello che posso fare, perché qualcuno può dirmi portateli a casa. Tu certo, se avessi la casa potrei anche farlo. Dove sono non lo posso fare perché non è casa mia, Villa Margherita non è casa mia, non posso fare quello che vorrei fare, però cerco di fare rete, di passare il messaggio a qualcuno che può aiutare subito. E dove vado a parare? Nelle grandi comunità, nelle parrocchie. Quante parrocchie abbiamo? Abbiamo ancora i preti e le parrocchie, i frati e le suore, non abbiamo più frati. E le celle? Dove sono le celle? Don, cosa sta succedendo? Fa fatica a parlare il Don, eh? Queste cose qua mi sconvolgono. Cioè, soltanto i vigliacchi si nascondono dietro le competenze. Perché le competenze, il rispetto delle competenze ti permette di far morire le persone, di calpestare la loro dignità e di considerarle degli oggetti indesiderati. E guardate che la propaganda politica su questo ha giocato tanto, per cui gli altri non sono più persone ma sono nemici, invasori e quant'altro. Se questi vengono a Miane li ospito nella mia canonica. Avete capito? Il segnale. E quindi nasce dentro di me davvero un senso di rabbia, di vuoto. Ma poi cosa vuole andare dietro alla maggioranza dei preti che si nascondono dietro la religione, dietro i riti, ma non solo loro. Ecco, davvero è disarmante, perché qua possiamo toccare con mano, ecco, quando le persone sono ridotte a numeri. E io immagino queste persone, le immagino che dietro hanno una loro storia che io non conosco, la loro storia del loro paese, delle loro famiglie, non so che storia hanno, ma dentro certamente hanno un bisogno, come me, di amare, di essere amato, di essere rispettato, di essere accolto, e tu ti nascondi dietro le competenze. Ma allora questi sono dei bastardi, scusi il termine, sono dei vigliacchi. E allora noi abbiamo nelle istituzioni, non tutti, ma un insieme di vili e di paurosi che non hanno rispetto della dignità umana, che non è la dignità dei primi degli italiani, è la dignità di tutti. Qui il cristianesimo è morto e sepolto. Chiaro? Paolo da Mestre, ciao Paolo. Buongiorno signori a voi e tutti quanti, a voi tutti, buongiorno a lei. Io sto ascoltando la vostra trasmissione. Purtroppo le cose non è colpa della nostra nazione Italia, la colpa è nostra dei politici, perché quando abbiamo visto che c'erano tutti questi cittadini che arrivavano dove purtroppo ci sono le guerre e tutto qua, dovevano prevenirsi prima, perché loro prima o dopo dovevano sapere. Non è colpa della Chiesa, non è colpa, ma tutta colpa del nostro Stato italiano che abbiamo, i nostri politici, quelli che ci hanno governato prima e anche adesso. Non è colpa delle parrocchie, le parrocchie stanno facendo quello che possono. Purtroppo c'è da dire che ci sono arrivati anche tanta gente delinquenti, perché si mettono davanti alle chiese, chiedono soldi alle chiese, si comprano la droga, fanno prostituire le donne, se no le pestano, tutto così. Dovevano intervenire, lo Stato italiano doveva intervenire su queste cose qua. Le parrocchie stavano facendo i loro doveri per l'Italia, ma lo Stato doveva intervenire tanto prima. Grazie Paolo, molto chiaro. Purtroppo Paolo, lo Stato siamo noi, il governo è un'altra cosa, la politica è un'altra cosa, il Parlamento è un'altra cosa, invece dovrebbero essere un'unica cosa. Ecco, quello che dice Paolo, come lo interpreta Don? Ci si nasconde anche qua dietro, cioè se io ho fuori di casa uno che dorme fuori, non perché sono un credente, ma perché penso di essere un uomo, lo tiro dentro. Magari gli faccio fare la doccia. Cioè qua
abbiamo tirato su muri sui confini, ma muri dentro di noi, muri dentro nei nostri cuori. Per cui noi andiamo avanti a slogan, prima gli italiani, prima i veneti, prima i trevigiani, prima chi? Se non metti al centro la persona. Ma questa gente davvero... E poi abbiamo la memoria corta, no? Allora, io non ho la pretesa che intervenga lo Stato su tutto, ma se io trovo qualcuno fuori che ha fame, io gli do da mangiare, me lo tiro dentro. Se poi ne trovo 5, se ho il posto, me li tiro dentro e stan stretti. Ecco, certo, non posso tirarmeli dentro tutti, no? Però, vedete, anche qua, la difficoltà o la paura di non guardare dietro e dentro queste persone. Sa perché? Perché noi non siamo più abituati a guardare dietro di noi, a ricordare la nostra storia, a ricordare ciò che abbiamo fatto per recuperare una certa dignità. Non siamo più abituati a guardarci dietro e ancor meno a guardarci dentro. Carlo da Vicenza, vai Carlo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che c'è stato un periodo in cui si pensava che... Posso dire? Prego. Sì. Buongiorno Carlo Pertile da Vicenza. Allora, una volta c'era un credo che pensava che per risolvere tutti i problemi del mondo bastava condividere. Mi ascoltate? Sì, siamo qua. Ecco, e quindi dopo quella mania che qualcuno chiama disordine mondiale, che è quello di condividere, cioè devi aiutare cristianamente il tuo prossimo dividendo quello che hai con lui, hanno fatto di tutto per ammazzarlo, si chiamava comunismo. Prego. E allora volevo sapere voi cosa ne pensate di questo. Grazie, salve. Te lo diciamo subito, Carlo da Vicenza. Allora Giancarlo, parti tu, come rispondi a Carlo da Vicenza? Ma io rispondo solo in una maniera. Scusate, qua non c'entra niente la politica. La politica è un qualcosa che va al di là, se fosse seria, ok? Quindi dare le colpe a Tizio, Caio, Sempronio non serve assolutamente a niente. Va bene, voi non lo sapete, ho avuto anche io un passato da emigrante, nel senso che mi sono sobbarcato una rivoluzione civile e siamo stati costretti a venire in Italia. La paura del diverso, mi dicevano sei nato in Africa perché non sei nero. Questo è successo. È successo anche che in qualche stazione ferroviaria di quello che ci dovevano dare come sostentamento è stato buttato nelle rotaie. Ma questo perché? La paura è che arrivavamo, no, per occupare, per fare. Capisco il discorso che ce ne siano tanti che arrivano, ma ci sono delle situazioni come queste che poi io penso che a un certo punto l'assessore, mi scusi assessore, se magari fa, non so, una cernita dei vari posti che lei potrebbe dislocare sti ragazzi e mettere dentro magari una stufetta, ma forse farebbe anche bene senza aver paura di passare il cerino a qualcun altro. Io credo che sia questo, cioè l'umanità, lo spirito umanitario. Parto da un concetto forse largo. Noi viviamo su un pianeta Terra, punto. Cioè, no, e gli stati sono stati fatti dagli uomini, le regole le fanno gli uomini e visto che le fanno le possono anche cambiare per migliorare, non per avere un posto a dire sono arrivato, non sei arrivato, adesso parti. Adesso fai, visto che hai avuto l'opportunità di arrivare a questo punto. Devo chiudere, purtroppo il tempo è volato. Don, come ci saluta? Don Dassier, grazie di essere stato con noi. Ma saluto con questo, cioè dobbiamo ritornare a ricordare, a guardare le nostre spalle e soprattutto a guardare dentro di noi e a riscoprire quali sono i nostri desideri e i bisogni più profondi. Allora si capisce anche l'altro, altrimenti è finita davvero. Grazie, veramente grazie a Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball, grazie a Don Maurizio Dassier, parroco di Combai, Campea, Farò, Miane, Premaol, che si è reso disponibile anche per accogliere
queste persone se non hanno ancora trovato una degna sistemazione per dare dignità, ecco, a quello che è il loro vissuto e il loro traumatico percorso. Grazie, grazie, buon lavoro, grazie pubblicità. Grazie. È veramente cosa gradita alla Mirella avere ospite Leonardo Muraro, ex presidente della provincia di Treviso, molto vicino è stato il Banco Solidale, quando c'era lui guai chi toccava alla Mirella il Banco Solidale, lo dico perché è vero, poi è andato via lui, è successo il caos totale per la Mirella e il Banco Solidale, ma noi ci saremo perché i politici passano, il Banco Solidale resterà. Grazie veramente a Leonardo Muraro, saluto anche Elena Mezzalina, collegata da Rosà Vicenza con noi, sindaco di Rosà, primo mandato Lega. Buongiorno sindaca. Voce, non c'è la... Eccola qua, adesso la sentiamo. Allora, partiamo proprio da lei. Cosa direbbe a Leonardo Muraro, ex presidente della provincia, nato con la Liga Veneta, Lega, ancora adesso il cuore batte là, lei da giovane politica della Lega, ecco, com'è la Lega in questo momento? Come la vede? Da che parte sta? Perché ci sono due Leghe, dobbiamo dirlo, è inutile che ce la giriamo. Una parte c'è la Lega di Stefani e da un'altra parte c'è un'altra Lega che dobbiamo capire quale vincerà. Prego sindaca, lei da che parte sta? Allora io sto con il partito, con la Lega è ancora ferma sui suoi principi che sono fondamentalmente quello dell'autonomia. Alcuni passi sono stati fatti, alcuni importanti passi in avanti, però diciamo che è un'autonomia che noi richiamiamo, che chiediamo a gran voce. Che ancora chiediamo a gran voce. Secondo lei, sì è vero che c'è stato un passetto in avanti, però abbiamo sentito, è stato spostato anche l'ultimo incontro che si doveva fare. Chi è secondo lei che frena, sindaca? Noi donne che abbiamo un buon fiuto più degli uomini, affiutiamo di più. Chi è che mette questo paletto secondo lei? Ci deve essere un contemperamento di vari interessi, tra cui quello nazionale, e soprattutto sappiamo che le regioni del sud sono molto titubanti, credono di essere impoverite dall'autonomia. Noi invece la chiediamo a gran voce perché sappiamo che l'autonomia potrebbe portare importanti risorse o soprattutto garantire una miglior spesa di queste risorse a favore dei nostri cittadini. Allora sentiamo Leonardo Muraro cosa ci dice, come commenta le parole della sindaca Mezzalina. Ma sono parole che condivido perché è una battaglia, e devo precisare Mirella perché, buongiorno a tutti intanto, devo precisare una cosa, che io non sono più all'interno della Lega da qualche anno per delle scelte fatte nel 2015, però devo dire che il mio cuore batte sempre dove che vecchie battaglie con Giampaolo Gobbo, che devo dire è una figura storica della Lega. Questo percorso di autonomia e di federalismo che molto saggiamente sta portando avanti il governatore Zaia, Luca, è un percorso che sicuramente sta trovando tantissime difficoltà. Io penso che la maturità a livello nazionale la maturità dell'idea, dell'intelligenza, di capire che il concetto di autonomia non è solo un concetto economico, è un concetto di responsabilità degli amministratori. Questo significa garantire con persone intelligenti che ci sono attualmente a governare anche per esempio il nostro Veneto, ma tante altre regioni, garantire l'utilizzo migliore delle risorse disponibili che noi abbiamo in questo momento. Dobbiamo dire che è un momento particolarmente favorevole perché il PRNN sta portando migliaia di milioni, se non miliardi, nel nostro paese, e questo ha bisogno che questi interventi siano gestiti da persone che abbiano le capacità, le serietà e l'intelligenza di cogliere quelle che sono le istanze più impellenti per il territorio. Però Muraro, noi dobbiamo anche dire che in Europa abbiamo i nostri parlamentari che se la prendono con l'Europa, quando tornano in Italia
Però se l'Europa non ci dava questi soldi non avevamo neanche gli occhi da pianza, questa è la verità, è inutile che ce la giriamo attorno. Perciò i soldi sono là, ce li hanno dati, l'importanza adesso, come dice Leonardo Muraro e anche Mezzalira, avere le idee chiare su quelle che sono le priorità, tagliare i rami secchi per far fiorire questo albero, che è un albero bellissimo, è l'albero italiano, dico io, che ha tante opportunità, ha tanta creatività, però vediamo anche i trattori, abbiamo sentito gli agricoltori prima. Qui è inutile che si dia colpa all'ultimo governo, nessun governo ha mai aiutato queste figure che sono la spina dorsale dell'Italia. Noi abbiamo rincorso le multinazionali invece di supportare la realtà che avevamo nel nostro paese, che era fatta di piccoli industriali, artigiani, commercianti, che tutti ci invidiavano oltretutto. Ecco, anche qua la Lega non ha fatto qualche sbaglio, Muraro, perché siete stati al governo con Forza Italia, avete governato, Bossi gridava, Roma ladrona, la Lega non perdona all'epoca. Cosa è successo secondo lei, Muraro? Ma su tutto questo ragionamento io devo dire che se torniamo all'origine del discorso PRNN, i soldi dell'Europa. L'Europa attualmente è governata da un governo, da una coalizione di centro-sinistra. La differenza si potrebbe evincere se nelle prossime elezioni europee all'interno dell'Europa viene formata una coalizione di centrodestra, se sarà possibile e se i cittadini lo decideranno. È competente, ma questa dovrebbe essere la differenza, perché dobbiamo dire sì, è vero, i parlamentari europei della Lega gridano contro l'Europa, gridano contro certe iniquità che ci sono nell'Europa. Dobbiamo dire che l'Europa attualmente è costruita su quella che diceva prima anche la Mirella, sulle multinazionali, io credo. C'è un concetto di economia che è molto liberista, ma soprattutto anche posizionato su certi principi che credo dovrebbero essere rivisti. Il problema degli agricoltori è un problema reale. Noi sappiamo quanti miliardi l'Europa dà al sistema dell'agricoltura. C'è un'agricoltura a due vie. Un'agricoltura che attualmente sta facendo di buoni business in certi settori e c'è l'agricoltura invece la maggior parte degli agricoltori che invece hanno dei grossissimi problemi. Il problema, se noi ricordiamo il problema della quota latte nel nostro paese, era derivato dal fatto che la gestione, la testa dell'Europa aveva deciso che il latte si deve fare in determinate realtà e non nei nostri pascoli che ci sono qui nelle nostre montagne. Per sostenere cosa? Per sostenere una produzione che c'era nel sud, che era quello dei pomodori, per cui hanno cercato di fare un equilibrio nella produzione di prodotti dell'Europa, diversificando senza tener conto delle particolarità che ci sono, perché fare latte sotto le luci del neo in Olanda non credo che sia la stessa cosa fare il latte nei nostri pascoli di Asiago o dell'Alto Cadore, è una cosa completamente diversa. Queste sono quelle cose che andrebbero sicuramente riviste all'interno dell'Europa e sostenere che la parte dell'agricoltura, che è quell'agricoltura che il seminativo per esempio ha di grossissimi problemi e la maggior parte dei prodotti del seminativo ha grossissimi problemi. La stessa produzione dell'olio di oliva che ha avuto il grosso problema dei parassiti che hanno distrutto oliveti completi. Allora questo è un settore molto delicato ma importantissimo perché ne va della salute umana, l'alimentazione deve essere un'alimentazione corretta e la competizione che viene creata con quei paesi extraeuropei che importano prodotti che vengono prodotti anche con sostanze nocive per l'essere umano, questo deve essere un concetto che l'Europa deve riuscire a derimere e soprattutto credo che potrà derimere se c'è un cambiamento anche amministrativo all'interno del continente Europa. Allora, Sindaca Mezzalira, come commenta le parole, come vede ecco, questa protesta di questi agricoltori, di questi allevatori, quelli che non si riconoscono in queste associazioni potenti per fare un altro percorso? Prego. Sì, sicuramente vediamo come l'Europa stia dettando le nostre politiche, perché dall'Europa dirottano i fondi in maniera molto precisa, non solo per quanto riguarda l'agricoltura.
Quindi sarà importante essere in Europa e saranno importanti le prossime elezioni anche per un cambio di rotta. La nostra agricoltura va tutelata perché va tutelato tutta la filiera alimentare che ci rappresenta e che costituisce una ricchezza per il nostro paese. Ancora nei nostri territori abbiamo la fortuna di avere delle piccole aziende agricole, quindi delle aziende che comunque già per dimensioni faticano a sopravvivere all'interno di questo settore, che comunque è un settore che privilegia le grandi dimensioni e le economie di scala. Però la ricchezza data da queste piccole aziende che vivono e che tutelano anche quello che è il nostro territorio e le specificità del nostro territorio va preservata e va garantita anche a partire dal livello europeo, che come vediamo impone dei vincoli che invece va a danneggiare. Allora, quello che io noto, sindaca, è che voi sindaci, quasi tutti, sia maschi che donne, avete le idee chiare su quello che avrebbe bisogno il vostro territorio, perché ognuno sa di cosa parla. Eppure io ho molti sindaci e sindache che vengono ospiti, perché io li invito tutti, come lei sa, che dicono: noi ai tavoli importanti di concertazione, dove vengono decise anche delle infrastrutture importanti, non veniamo invitati. Vengono invitati quelli che fanno parte del cerchio magico, i soliti noti, però noi che abbiamo il territorio, che lo conosciamo e sappiamo veramente quali sono i problemi, ci ritroviamo le cose fatte. Lei cosa dice a questi colleghi? Allora, noi in primis, come dice lei, conosciamo le realtà del nostro territorio e le tocchiamo con mano. Quindi questo è il nostro vantaggio, perché noi abbiamo un filo diretto con i cittadini, con le aziende, con le nostre aziende. Sta di fatto che dobbiamo collaborare anche con le associazioni di categoria per portare avanti determinati interessi e soprattutto i loro interessi nei tavoli competenti. Non sempre compete al sindaco, ci sono altri enti locali, insomma, che sono chiamati a tutelare questi diritti, però i sindaci fanno sicuramente la loro parte e soprattutto sono chiamati a far rete tra di loro. Ecco, lei si riscontra nelle parole che dicono non ci siamo nei tavoli dove veramente contano, dove dovremmo essere noi a dare anche la nostra parola, il nostro contributo, perché come ha spiegato lei noi conosciamo il territorio, sappiamo quello che si può fare e quello che non si può fare. Muraro, ma la politica sta girando da un'altra parte? Cioè, come mai non viene ascoltato quel mondo? Io mi ricordo quando lei era presidente della provincia, quanti incontri, ecco, anche quanta inclusività si cercava di fare per cercare di dare voce anche a queste persone. Ecco, era importante questo incontro anche per lei, che poi aveva un compito non facile, perché era una provincia che aveva la dinamica nel vero senso della parola. C'era l'ufficio del lavoro, ad esempio, che era frequentatissimo, c'erano tante realtà, poi si è perso tutto. Legge del Rio, scomparso tutto, non si riesce ancora a capire cosa funziona e cosa non funziona, cos'è la provincia. Ecco, cosa è successo? Ma io ho fatto una battaglia, se ben ricordi Mirella, sul discorso delle province, ma non era una battaglia di posizione perché ero già al secondo mandato, per cui è una battaglia veramente di sistema, di rete locale che si basa su quei principi del federalismo e dell'autonomia, che deve essere del territorio. Io devo dire che i sindaci al giorno d'oggi sono degli eroi, lo dicevo a suo tempo, ma ancora oggi ancora di più sono degli eroi, perché hanno 1000 problematiche e hanno bisogno di avere e conoscono le problematiche del territorio e hanno bisogno di un'assistenza. La rete dei sindaci, io mi ricordo che fino perlomeno 8-9 anni fa era una rete molto dinamica e capace di portare le proprie istanze a livello superiore nella gerarchia amministrativa, e ritengo che questa sia ancora attuata e sicuramente è ancora praticata. L'identificazione all'interno delle priorità, e questo poi è il problema che nascono delle lobby. È vero che il sindaco e le associazioni di categoria per esempio fanno lobby per i loro interessi, per i loro associati. Allora il sindaco, la politica cosa deve fare? Deve fare sintesi, deve fare
coesione di tutte queste istanze, però la responsabilità della politica è quella di scegliere quella che è la cosa più importante per il territorio. E io ritengo che su questo la rete che perlomeno conoscevo, come ripeto, sono ormai un po' di anni che sono fuori, era una rete che ti faceva fare delle scelte amministrative, politiche, consapevolmente assieme a tutto il territorio, i stakeholder del territorio, che sono in primis i sindaci, che sono i portatori delle conoscenze del proprio territorio. Io mi auguro che la politica continui ad essere questa, ma perlomeno nei nostri territori, da quel che vedo leggendo anche nei giornali e parlando ancora con quelle persone che ogni tanto ci troviamo magari a prendere un aperitivo, a prendere un caffè, devo dire che mi credo che ci siano ancora questo metodo di lavoro. Ovvio che quando fai una scelta, se il governatore deve fare una scelta su una strada, avendo a disposizione un tot di soldi, non può accontentare tutti. Deve fare, è la scelta della politica, che deve fare una scelta per un territorio, perché là c'è l'istanza maggiore per il territorio. Se noi guardiamo adesso sul problema che noi abbiamo, il problema dell'agricoltura è importantissimo per i prodotti tipici, ma il turismo, nel nostro territorio il turismo fa parte del grande PIL della ricchezza del Veneto. Noi abbiamo ancora un problema che ho visto che il governatore sta affrontando sul percorso di dare una viabilità degna del 2024 per Jesolo, tutto il litorale fino al Cavallino, e questa sarà una priorità che ovviamente, investendo in una viabilità che possa dare sbocco a quell'area là che fa circa una trentina di milioni di turisti all'anno, ci sia la possibilità riuscire a risolvere quel problema. Significa però con pochi soldi drenare soldi da altre parti. La politica deve fare le scelte devono essere fatte insieme, tutti insieme, sentendo, ascoltando i stakeholder del territorio per poi decidere. Sindaca Mezzalira, come commenta? Prego. Sì, commento condividendo quanto è stato detto. Sicuramente, tra l'altro, l'ex presidente della provincia di Treviso ha un bagaglio di esperienza sulle spalle che, nonostante lui dica di non essere più attivo in termini politico-amministrativi, sì, insomma, è evidente. Diciamo che la capacità dei sindaci deve essere proprio quella per poter fare la differenza per il proprio territorio, e non solo ragionare per il proprio orticello, ma di riuscire a far rete, di ragionare per il territorio se non altro di riferimento. Ovvio che servono delle competenze, bisogna anche essere preparati, e soprattutto sappiamo anche che il sindaco abbraccia dal sociale ad altre competenze che sono state citate, da altri settori economici, può toccare davvero tanti argomenti. Ovvio che nel governare, nell'amministrare le proprie risorse, ad un certo punto deve fare delle scelte, come è stato detto, e queste scelte poi sono determinanti. Però nel farlo il sindaco riesce, avendo filo diretto con i cittadini, con la propria comunità di riferimento, riesce a capire dove è necessario intervenire riconoscendo delle priorità, e dove invece è necessario andare a individuare delle risorse ulteriori, e quindi dove è necessario andare anche a bussare la porta. Sindaca Mezzalira, però c'è un problema grande. Lei ha parlato molto bene ed è stata chiara, però io quello che volevo comandarle, mi sente? No, non mi sente. Per certi versi, perché siamo attraversati da una regionale e dalla statale 47, e da anni reclamiamo anche un intervento da questo punto di vista, anche dagli altri, con la collaborazione degli altri enti preposti. Sindaca Mezzalira, l'avevo interrotta perché lei ha detto una cosa importante, nel senso che lei ha detto: noi sappiamo benissimo quello che bisogna fare e quello che si può fare, però c'è un qualcosa che non mi torna. Nel momento che voi siete così capaci, perché ascoltate il popolo, i cittadini tutte le mattine, anzi li incontrate dappertutto perché vi fermano, siete l'unico punto di riferimento che hanno, al bar, per la strada, perché vi hanno votato, si fidano, perciò hanno anche il coraggio di fermarli, perché fate parte della loro famiglia in qualche modo. Però poi ci sono le segreterie.
le grandi segreterie. Che voi, lei sorride e mi viene da piangere. Perché Mirella, ti conosco da 20 anni, ma sei sempre uguale. Le grandi segreterie che poi arriva la telefonata e dice fermi tutti là, fermi alto là, perché bisogna andare da un'altra parte. Naturalmente, giustamente, come ha detto la sindaca Mezzalira, seguo il partito, quello che mi viene detto, perché sono stata votata anche da voi. Perché ho avuto un ospite, una donna, una giovane donna, giovanissima, la prima volta in Parlamento, che è venuta qua e quando ha sentito 2 o 3 telefonate del popolo, che l'ha eletta e che la paga, e profumatamente ha detto ma io non sono mica venuta qua per sentire lo sfogatoio. E io gli ho risposto certo che è venuta qua per sentire lo sfogatoio. E come che deve sentire lo sfogatoio? Perché capisce che poi da piccoli, quando si diventa grandi, molto grandi, forse ci si dimentica che i voti che hai preso, lei ha detto io ho preso non so quante preferenze, gliele ha date il partito, perché se lei si fosse messa da sola, senza partito, io non so quante preferenze avrebbe preso, tanto se cammina per la strada non la riconoscono neppure. Capisce l'importanza del partito che ti supporta, perché noi quando vediamo queste figure nuove diciamo ma questa dove viene fuori? Montagne di voti, ma è il partito che porta i voti, è il segretario che dice votate quella persona. Però a sto punto mi viene da dire come mai la Lega dal 40% quasi si andava a finire al 9% e fa fatica a fare la doppia cifra? Muraro, lei che ha vissuto gli anni d'oro del partito e che si è tolto anche quando gli anni d'oro erano d'oro, perché ha detto ma adesso cambio un po', prego. Ma io sono nato quando il 40% era... c'era il 2 o il 3% anche nel Veneto. Io mi ricordo che a Mogliano, quando sono nato, che ho presentato la prima Lega Nord, che sono andato in consiglio comunale, per la strada, gente Mogliano, per cui area un po' negli anni 80-90, area di sinistra, ti guardavano in maniera, ma che cos'è questa? Una scimmia rara che è arrivata da qualche parte, perché con molta titubanza. Sono stati gli anni belli, perché erano gli anni degli ideali, delle lotte, gli anni in cui la passione superava anche quello che era un po', diciamo, la normalità. Mi ricordo quando abbiamo fatto l'iniziativa col governo, con Luca Zaia, lui era il presidente della provincia di Treviso e io ero nella sua squadra, che abbiamo fatto la provincia autonoma di Treviso, ti ricordi Mirella? No. Alla notte andavi a appendere i manifesti della provincia autonoma di Treviso dappertutto, abbiamo raccolto 60.000 voti quella volta per fare il referendum che ancora soggiace a Roma, perché non ci hanno mai risposto da Roma. Perché questo non se lo ricorda nessuno, vabbè che lo dico. Erano firme legalizzate dalle segreterie dei comuni, certificate, proprio un referendum fatto... Giace dove, Muraro? A Roma. Gianfranco Valerda c'è salto, se no cade la linea, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor Sindaco e buongiorno Presidente. Buongiorno. Io mi ricordo Presidente di lei, è stato un buon Presidente della provincia, però adesso voglio fargli una piccola domanda. Ecco, ha visto quando hanno chiuso le province, hanno fatto questa riforma che praticamente peggio di così non potevano farla questa riforma. Hanno fatto una riforma che adesso le province sono in balia a se stesse, le strade sono, guardi, se viene qui nella bassa Trevisana, ma non perché non avranno risorse, le scuole non ne parliamo e tutto, però anche il suo partito non ne parla di tornare a mettere, cioè per noi per unificare 2 comuni, no, bisogna accogliere sempre, bisogna qua, bisogna là, bisogna fare il referendum, bisogna, se la cantano come vuole. E hanno eliminato le province e non ha sentito niente nessuno. E secondo me erano da eliminare le regioni e dare più competenza alle province dove il cittadino, i sindaci erano più vicini e potevano, cioè perché funzionavano bene. Ecco, in qualità di Presidente e anche lei, signor Sindaco, volevo sapere questa storia che nessun partito, anche la Lega, non ne parla niente, ogni tanto tiro fuori la storia, ma non va bene. Ecco, secondo me volevo il vostro parere. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Prego. Ritorniamo sulle province. Le province dobbiamo ringraziare
parlamentare Del Rio, che è stato un po' l'artefice dell'eliminazione delle province. Sembrava che togliendo le province sistemavi i buchi del bilancio dello Stato italiano. Invece purtroppo non è stato così, perché sappiamo che hanno colpito la parte più debole, e in quel momento che hanno colpito la parte più debole c'è stato anche un po' fuggi generale da parte dei partiti, perché nessuno aveva... Forse devo dire che l'unico che aveva preso a cuore veramente la questione delle province era il ministro Calderoli, perché con Calderoli noi ci trovavamo sempre a Roma e abbiamo fatto un grande lavoro all'interno, essendo che era anche responsabile a Roma delle province, ha fatto un grande lavoro con il governo per tentare di far ragionare il governo, ma in quel momento niente, c'era l'input di eliminare le province e si sono eliminate le province senza dare delle risposte. Questo è un concetto che quando si parla di autonomia e di federalismo, la provincia che fa il coordinamento, che faceva il coordinamento, perché l'ente di secondo livello adesso non ha l'autorevolezza per fare ciò. Ente di secondo livello attualmente fa fatica perché c'è più un concetto politico che un concetto, e poi le risorse sono state dimezzate, bisogna ricordare anche che hanno meno risorse. È stata una battaglia che è stata persa, ma è stata persa una battaglia del territorio, delle istanze che dice questo signore. Io mi ricordo quando ero presidente, noi avevamo fatto un appalto per lo sfalcio dell'erba lungo le strade provinciali che non dovevano superare nell'appalto, pagavano la penale la ditta se l'erba superavano i 10-15 centimetri. Significava che era una sfida fra la provincia e l'impresa. Se non pioveva loro prendevano i soldi perché l'erba non cresceva, se pioveva tanto dovevano lavorare di più. Ma il principio qual era? Il principio del servizio ai cittadini di avere delle strade pulite. Questo era il principio, cosa che adesso non so se viene realizzata ancora. La sfida, e dobbiamo ringraziare la parte della sinistra italiana, perché sulle province sono stata la sinistra a distruggere le province, perché Del Rio sappiamo che appartenenza a politica. Riprendere, sento che stanno riproponendo l'istituzione delle province, non so con che metodo e in quale metodo, perché ricordiamo che per togliere le province che erano inserite nella Costituzione italiana sono stati fatti 4 passaggi parlamentari, 2 alla Camera e 2 al Senato. Non è così facile ritornare indietro. Se vogliamo ritornare alle vecchie province costituzionali che abbiano le competenze della Costituzione, bisogna reinserirle in Costituzione, significa fare altri 4 passaggi, altrimenti non so quale sarà l'idea che vorranno espletare per portarle avanti. Anche perché in estate autunno si andrà a votare per le provinciali, giusto? Sì. Scade anche il mandato, vero Sindaca? Non si ricorda più. Ma vanno a votare, va a votare i cittadini. Quando io mi sono presentato, votavano i cittadini, adesso votano i consiglieri comunali, delegazioni di consigli comunali. Ma con le prossime elezioni va a votare il cittadino, vero Sindaca? No, Mirella. Sentiamo Sindaca, cosa succederà? No, ci spieghi perché non capiamo più niente. Allora, come saranno le votazioni provinciali? A luglio hanno detto ma ci sono le Olimpiadi, forse andremo a settembre. Si spiegate così capiamo anche noi, prego. No, da quel che mi risulta dovrebbero essere a fine anno e comunque confermo quanto ha detto il signor Muraro, finché non subentra una nuova riforma l'elezione permane in capo ai consiglieri comunali. Quindi non si tratta di un'elezione diretta. Si sta parlando però da diverso tempo di rimettere in piedi quelle che sono le province, perché ad oggi le province mantengono alcune competenze importanti su alcune strade, quindi sulla sicurezza stradale, sulle piste ciclabili, sulle scuole di secondo grado. Quindi comunque hanno delle competenze importanti, però ad oggi sono state svuotate rispetto a quello che erano una volta, e anch'io ritengo che comunque la provincia era un ente di riferimento importante a livello territoriale, perché ricordiamoci, più allontaniamo i servizi e il governo di questi servizi dal cittadino, più il cittadino avrà delle ricadute in termini negativi, quindi ci sarà comunque un peggioramento. Quello che diceva anche lei prima della parlamentare, la parlamentare deve parlare con i cittadini se vuole capire quali sono le esigenze e saper governare e poi tramutarle in proposte legislative, insomma deve tenerne conto, e questo non lo può fare se non dialoga con i cittadini.
Però vede, sindaca, è vero quello che lei dice, però il cittadino è anche stanco di pagare enti che non sai se sono operativi o non operativi. Voi capite bene, l'ex presidente Muraro lo sa, ci sono fior di dirigenti super pagati. Il nostro vicepresidente Leopoldo Bottero, per un incontro in provincia con un dirigente ai lavori pubblici, ha aspettato 2 mesi e mezzo. Allora, se ha aspettato 2 mesi e mezzo che ancora che sono nel limbo, pensiamo se sono operativi quanto aspetterà. Capisce che il cittadino che non andava in provincia, una volta non si sapeva neanche cos'erano le province, erano enti parassitari che venivano messi delle persone, ecco, dalla politica, specialmente nella Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, trovavano appoggio quelle persone che non riuscivano a collocarsi. Nel momento che sono veramente funzionavano bene, perché funzionavano bene, io mi ricordo benissimo, c'era la fila perché i cittadini avevano iniziato a frequentare questo posto e capire l'importanza, sparito tutto. Sparito tutto. Qua... Cioè, quando una roba funziona in Italia, prima roba chi fa? La sega. Anche qua bisognerebbe ricordare che le province, è vero, erano dei cimiteri per eccellenze, no? Finiva la questione politica, andava in provincia. Con l'istituzione della Lega Nord nell'89, quando si è iniziato a parlare di federalismo e quando si è iniziato a fare numeri importanti a livello nazionale, ci sono stati, agli inizi degli anni 90, ci sono state delle riforme che il governo ha fatto per tentare di calmierare quella era l'istanza del territorio, soprattutto, fra virgolette, permettetemi il termine, della Padania, no? la parte a nord del paese, che produceva la ricchezza del paese. Veloce che sono in chiusura. Sì, ecco, hanno fatto dei cambiamenti che hanno dato più competenze alle province. E da là è partita la possibilità di dare più risposte. Però quei soldi delle province, io non ho mai sentito scandali sulle province. Le province, i soldi quei pochi soldi che avevamo, pochi soldi, avevo 120, 130 milioni. Bene. Nessuno ha mai detto che noi abbiamo fatto delle furbate con quei soldi là. Sono d'accordo, ringrazio Leonardo Muraro, ex presidente della provincia di Treviso, vedremo se scende o sale in politica, vedremo cosa deciderà di fare, perché se ne sentono di tanti colori, però a mio avviso lui avrebbe voglia di rimettersi in gioco. Grazie a Elena Mezzalira, sindaco di Rosapoli, primo mandato Lega. Cosa dice sindaca, secondo lei sale o scende? Spero salga, le competenze ce le ha. Grazie sindaco, grazie sindaco, buon lavoro. Buon lavoro, la pubblicità, la posta di Mirella, ciao. Grazie. Such a
Let's go.